Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a un altro appuntamento con Sveglia Trieste che vi terrà compagnia fino alle 10. Gli ospiti saranno Michele Lobianco, consigliere regionale di Forza Italia, dalle 8 alle 9 e dalle 9 alle 10 Marco Rossetti Kosulic del Partito Democratico, consigliere circoscrizionale nella quarta circoscrizione. 040 977 8910, svegliatrieste@tele4.it sono i numeri di telefono e l'indirizzo di posta elettronica che potete utilizzare per intervenire nella nostra trasmissione. Potete farlo quando volete. Come al solito leggeremo il piccolo e il Corriere della Sera e vedremo alcuni dei servizi che abbiamo realizzato nel telegiornale di ieri. Intanto cominciamo come sempre con uno sguardo al meteo partendo dalla situazione generale. Un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale si va saldando con un anticiclone sul mare del nord, facendo affluire sull'Italia correnti settentrionali progressivamente più secche e miti in quota. Domenica giungerà repentinamente dalla Scandinavia una massa d'aria decisamente fredda. Allora, per oggi cielo in genere sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, temporaneamente variabile sui monti, sul Carso potrebbe soffiare Borino. Domani cielo in genere sereno o poco nuvoloso con venti di brezza. Per domenica, di notte nelle prime ore del mattino, nuvolosità variabile con la possibilità di qualche locale precipitazione, poi cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla notte su pianura e costa soffierà bora sostenuta forte a Trieste, vento da nord sostenuto anche in quota con possibili raffiche di fen nelle valli. Giornata più fredda delle precedenti con zero termico a 1400 metri circa. Questa è la prima pagina del piccolo che adesso ingrandiamo per poter leggere meglio. Allora, come vedete sotto il titolo, sotto la testata, i dazi bruciano 2.500 miliardi, Meloni no all'allarmismo, la guerra commerciale, Trump tira dritto, Macron stop a investimenti negli Stati Uniti. Domande e risposte, sempre per quanto concerne la questione dazi. Così le imprese possono salvarsi nella tempesta. Il titolo centrale è dedicato all'omicidio di Via delle Beccherie. Allora, narcotizzava le anziane. Erika Podmenic era già indagata con l'ipotesi di aver derubato 2 donne dopo averle stordite. La 58enne, accusata dell'omicidio di Isabella Tregnaghi, è rimasta in silenzio davanti al GIP. E poi c'è anche un servizio sulla famiglia della vittima, lo strazio dei familiari dell'89enne. Cronaca, per quanto riguarda il tram d'Opicina non cala l'interesse dopo 2 mesi dalla riattivazione del servizio, con una media di 1.000 passeggeri al giorno, però nel 2026 vi saranno nuovi lavori. Elezioni all'Adriaco, voti riconteggiati dopo un ricorso e poi 2 anni di carcere al truffatore di un finto incidente. Per quanto riguarda la prima pagina del Corriere della Sera, che è questa qua, eccola, anche in questo caso. Dunque, subito sotto la testata, generali restino italiane e indipendenti, e logicamente l'apertura, il titolo d'apertura è dedicato ai dazi. Primo effetto, borse a picco, Piazza Affari chiude a meno 3,6%, la von der Leyen gravi conseguenze per milioni di persone, Macron stop agli investimenti negli Stati Uniti, vertice a Palazzo Chigi, bruciati 2.500 miliardi, Trump fidatevi di me, Meloni un errore ma non è la catastrofe, le controtariffe dell'Unione Europea dal 15 di aprile, tutto è dedicato alle guerre dei dazi, no? In questa parte della prima pagina. Inflazione in crescita, spettro recessioni, rischi per l'America, bisogna trattare ma pronti a puntare su nuovi mercati, dice in un'intervista Antonio Tajani. Questa dei nuovi mercati è una posizione dell'Italia che lo stesso Tajani aveva in qualche modo sottolineato la scorsa settimana a Trieste. Lo scenario, dalle auto al lusso, chi pagherà il conto più alto, e poi per quanto riguarda i prodotti, olio, formaggi e vino, cosa può cambiare per il Made in Italy. Poi vedete la vignetta di Giannelli è molto divertente, devo dire la verità.
Vedete, la Meloni è di fronte a un quadro come quello di Guernica di Picasso, qui c'è anche Trump e la Meloni dice non ci capisco un dazio, e in questi giorni si è molto, come dire, sono fatte molte battute sui dazi da questo punto di vista. Allora, strage di Brescia, 30 anni a Toffaloni, mise la bomba, il verdetto arriva a 51 anni, dopo 51 anni dall'accaduto. Toffaloni era sedicenne nel 1974, è cittadino svizzero e non andrà in cella. Durante il gigante per il titolo italiano, 6 mesi di stop, giochi in dubbio, il dramma di Brignone, caduta e doppia frattura. Su questo insomma, di questo si occupa Massimo Gramellini nel Caffè, leggiamolo, speriamo valga la pena. Dunque, questo è un caffè filosofeggiante, quindi siete autorizzati a versarlo subito nel lavandino. Comincia bene. Però mi è sgorgato dal cuore appena ho visto le immagini della caduta sugli sci di Federica Brignone. È così che funziona la vita? Ti alleni come una forsennata e a un'età, 34 anni, in cui molte avversarie già pensano al ritiro. Sollevi la Coppa del Mondo, anzi ne sollevi 3, generale, libera, gigante. Poi, quando cominci a goderti la meritata apoteosi, ti spacchi tibia e perone in una gara di fine stagione a soli 10 mesi dalle Olimpiadi di Milano Cortina. Adesso capisco perché certi allenatori, anche certi genitori, il mio per esempio, accoglievano i successi con preoccupazione e gli insuccessi quasi con sollievo. Intuivano l'inesorabilità della legge del contrappasso che governa l'universo in nome di una superiore e misteriosa armonia, per cui quando le cose vanno troppo bene succede sempre qualcosa che le volgerà al peggio e viceversa, solo che questa seconda parte della legge la dimentichiamo spesso, preferendo credere in quella di Murphy. Il saggio solca la vita con circospezione, senza esaltarsi per le vittorie né abbattersi per le sconfitte, sapendo che le une rappresentano soltanto il primo tempo delle altre. Purtroppo e per fortuna la legge del contrappasso è infallibile e non vedo l'ora che Federica Brignone ce ne fornisca l'ennesima prova, trasformando le fratture di ieri nelle medaglie olimpiche di domani. Allora, meglio proseguire con la lettura delle pagine interne dei quotidiani. Allora, il Piccolo le dedica, e come del resto anche il Corriere, alla guerra dei dazi. Allora, bufera dazi, incubo recessione, borse dollaro a picco, bruciati 2.500 miliardi fra Stati Uniti e Unione Europea, vacilla la fiducia dei banchieri nel presidente degli Stati Uniti, Fed alla finestra. Pechino a muso duro, è bullismo e promette ritorsioni, Trump tira dritto ed esulta, il paziente sta guarendo, poi avverte non reagite. La tabella di Trump è un bluff, quei numeri sono gonfiati, i calcoli della Casa Bianca per giustificare le ritorsioni arrovellano gli economisti, la metodologia non è chiara, secondo Cottarelli sono cifre bufala. Allora, vediamo se l'Unione Europea allerta ma aperta ai negoziati, duro Macron, stop investimenti. Vediamo le reazioni. Al Regno Unito il governo britannico si è detto deluso ma mira a un accordo commerciale con Washington. Il ministro delle attività produttive Jonathan Reynolds ha annunciato una consultazione con le aziende su possibili ritorsioni future contro gli Stati Uniti. Spagna, il governo spagnolo tramite la vicepresidente Díaz ha annunciato un piano di contingenza da oltre 14 miliardi di euro per aiutare alcuni settori colpiti dai dazi e 5 miliardi per le industrie che vedranno ridurre la propria attività. La Germania, il vice cancelliere Robert Habeck, avverte che se gli Stati Uniti non cercheranno una soluzione tramite trattative, l'Unione Europea risponderà in modo chiaro e deciso, dichiarando: siamo il mercato unito più grande del mondo e dobbiamo usare questa forza. Faccio notare che, vabbè, magari è una posizione del vice cancelliere tedesco, ma il vice cancelliere tedesco parla a nome dell'Unione Europea. Vabbè. Francia, Emmanuel Macron definisce i dazi una decisione brutale e infondata e uno shock per il commercio internazionale, invitando gli imprenditori francesi
a sospendere gli investimenti negli Stati Uniti in attesa di chiarimenti. Parigi valuta risposte coordinate con l'Unione Europea. Per quanto riguarda l'Italia, la Premier Meloni dice che è una scelta sbagliata ma non una catastrofe, serve una discussione franca con gli Stati Uniti, all'Unione Europea si chiederà la revisione del patto di stabilità. E qui abbiamo appunto anche più approfondito la posizione del governo italiano, task force a Palazzo Chigi, dazi sbagliati, la Presidente del Consiglio non è una catastrofe, vedremo presto le imprese. Salvini, è necessario che l'Italia continui a difendere con determinazione il proprio interesse nazionale. Per quanto riguarda la questione dazi, le opposizioni in Italia attaccano, sono impreparati al disastro e si chiede una presenza in aula della Meloni. Le strategie delle aziende regionali, previsti extra costi per 460 milioni, e poi c'è l'intergruppo del vino, ritorsioni. Allora, fermiamoci un attimo qua con la lettura del piccolo, perché poi vi riproporremo due servizi che abbiamo realizzato ieri e andiamo al Corriere della Sera per vedere appunto le pagine interne e così chiudiamo la parte dedicata ai dazi e poi magari chiediamo anche alla regia di approntare il collegamento con la polizia locale. Allora, mercati sconvolti dai dazi di Trump, qui c'è anche poi il crollo di tutte quante le voci delle borse. Il ministro Lutnick, il presidente non farà marcia indietro e poi dice la Meloni ci telefoni pure. Trump nega problemi, promette meraviglie, il paziente guarisce, avremo un boom. Inflazione subito, recessione, l'azzardo degli Stati Uniti, gli analisti lanciano l'allarme, i big di industria e finanza chiamano terrorizzati la Casa Bianca, il Wall Street Journal condanna la nuova era protezionista. Dalla Cina un'apertura a Bruxelles sulle auto elettriche, Pechino e la chance di scalzare gli Stati Uniti, la prima mossa, impegno sul prezzo minimo dei veicoli. La presidente messicana applaude al trattamento preferenziale perché sul Messico non ci sono dazi. Pronti a rispondere a effetti disastrosi per milioni di persone. Insomma, si potrebbe anche equivocare sul titolo perché vabbè, ma insomma, questo dice la von der Leyen, saremo uniti, a posto, il 15 le prime contromisure, il 15 si potrebbe anche farlo un po' più presto, ma comunque questo è un altro discorso. Ci sono alcune reazioni che leggiamo assieme, magari ingrandendo la pagina. Allora, questo è il premier polacco, un duro e spiacevole colpo perché proveniente dal nostro più stretto alleato, il PIL della Polonia si potrebbe ridurre dello 0,4%. Il primo ministro spagnolo Sánchez, faremo un piano di risposta e rilancio commerciale da 14 miliardi per mitigare l'impatto di questa guerra iniziata da Trump. Il commissario al commercio dell'Unione Europea sentirà i colleghi statunitensi, saremo calmi ma non inerti. Meloni, errore ma non una catastrofe, bisogna rivedere il patto di stabilità, la risposta dazi da rimuovere ma non da moltiplicare e la Meloni potrebbe essere negli Stati Uniti prima di Pasqua. Allora interrompiamo un attimo perché vedo pronto il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, non voglio far attendere in linea chi si è collegato, vale a dire l'ispettore Tiziana Martini. Buongiorno ispettore. Buongiorno a tutti. Allora, che cosa intanto come è andata la notte? Tranquilla, spero.
Sì, diciamo abbastanza bene, insomma abbiamo fatto vari interventi, ma tutto cose di routine, niente di particolare, non Perfetto. ci sono stati incidenti e nulla insomma di particolare da segnalarvi. La mattina al momento il traffico è regolare, è anche abbastanza scarso, non ci sono difficoltà in atto al momento. Per la giornata odierna ho da segnalarvi alcune cose. Questa mattina alle 10 presso Montegrisa ci sarà una cerimonia per l'intitolazione di una nuova via dedicata via Papa Giovanni II. Ci sarà personale anche nostro per la cerimonia sul posto. Nel pomeriggio è previsto il corteo e in questo caso ci saranno rallentamenti sicuramente perché è tutto in zona centrale, quindi dalle ore 16 alle ore 19 ci sarà il corteo, partiranno da Largo Barriera per percorrere la via Carducci arrivando in piazza Goldoni, Corso Italia, via San Spiridione, Filzi Milano, Carducci nuovamente e piazza Oberdan. Sono tutte vie centrali, quindi sicuramente creerà difficoltà. Ovviamente ci sarà la polizia locale a regolare il traffico e la situazione in centro città. Ricordo solo ancora una cosa, che sabato è previsto l'arrivo delle navi da crociera, quindi attenzione ai divieti di sosta che saranno già in atto, insomma attenzione alle macchine, chi ha i veicoli in zona rive, insomma attenzione che nella zona della stazione marittima come di consuetudine verranno tolte tutte le macchine presenti in loco. Altre segnalazioni non avrei da farvi. Grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro. Grazie e buona giornata a tutti. Allora torniamo alla pagina a leggere il Corriere della Sera, questione dazi, sempre per quanto riguarda Meloni. Non sono convinta che sia meglio rispondere con dazi ad altri dazi, perché l'impatto potrebbe essere maggiore sulla nostra economia rispetto a quanto accade fuori. I limiti, ci sono anche tanti dazi che l'Unione Europea si è autoimposta, il Green Deal ideologico, il tema dell'energia e la semplificazione, perché siamo soffocati dalle regole. Il ruolo dell'Italia è tutelare i nostri interessi. Queste sono le proposte che porteremo in Europa ed è possibile che non siano perfettamente sovrapponibili con quelle dei nostri partner. Le opposizioni accusano il governo di inerzia. Evitare di reagire con ritorsioni a catena, dobbiamo trattare per dimezzarli. Tajani, un piano per aprire nuovi mercati, puntiamo a una politica industriale per la crescita. Stop agli investimenti negli Stati Uniti, Macron duro, Berlino sente Ottawa. Eliseo, l'obiettivo è smantellare i dazi, la Germania teme un altro anno di recessione e per quanto riguarda il Regno Unito il Premier Starmer afferma siamo davanti ad una nuova era. E qui c'è tutta una pagina che riguarda i prodotti italiani che potrebbero essere penalizzati. Vediamo allora. Formaggi italiani già penalizzati nel 2019, ora il dazio sul pecorino. Parmigiano Reggiano, l'America vale il 22,5%, con le nuove tariffe il prezzo sale a $59. Olio a tavola, le abitudini degli statunitensi potrebbero cambiare. Poi pelati e passate, il 15% di export negli Stati Uniti, la tassa cresce al 32%, vino e alcolici, 450.000 lavoratori, l'impatto sulle scorte, Parma e San Daniele spediti oltreoceano, 800.000 prosciutti, a rischio le filiere. Questi sono i prodotti del Made in Italy più colpiti. Per quanto riguarda poi appunto questa tabella, ci sono i calcoli bizzarri per stabilire i dazi. Secondo la Bocconi, molta propaganda, poca logica economica, saliranno tassi e inflazione.
Macchine lusso alimentari, la crescita affrenata dello 0,6%, chi pagherà il conto più alto delle barriere di mercato. Qui sono tutte tabelle che non vado nemmeno a tentare di leggere. E intanto c'è uno stop temporaneo degli impianti di Stellantis in Canada e in Messico. Credo che questa sia l'ultima, tutto sì, inquadrate qua perché qui c'è tutta pubblicità in queste pagine, eccoci. Allora, dove siamo qua? Abbiamo finito le pagine che riguardano i dazi degli Stati Uniti nei confronti dell'Unione Europea, ma non solo. Di questo ci siamo occupati ieri con due servizi che adesso vi riproponiamo. Il primo è una breve dichiarazione rilasciata dal presidente della regione Fedriga che insomma riecheggia per certi versi la posizione del governo. Il Friuli Venezia Giulia è una tra le regioni maggiormente esportatrici negli Stati Uniti e quindi non c'è dubbio che un aumento esponenziale dei costi, soprattutto penso dell'enogastronomia ma non solo, rappresenterebbero un problema importante per la nostra produzione, per i cittadini americani. E quindi è fondamentale non andare verso una risposta che faccia salire la guerra commerciale e faccia esplodere la guerra commerciale. Bisogna tenere il sangue freddo, negoziare con serietà, capendo che la strada da individuare è quella degli interessi comuni europei e statunitensi. Ma penso che qua tutte le regioni vogliono andare in questa direzione, ma non solo le regioni, penso tutto il mondo produttivo voglia andare in questa direzione. Non bisogna agire per ritorsione, bisogna agire con razionalità, rispetto di un alleato fondamentale che sono gli Stati Uniti, ma con la consapevolezza che dobbiamo tutelare il nostro sistema produttivo. E dei dazi abbiamo parlato ieri a pranzo con il presidente di Confindustria Alto Adriatico Agrusti. Sentiamo appunto quello che ha detto alla nostra Laura Buccarella. I dati sono una cosa seria, vanno presi sul serio perché adesso sono un fatto. L'Europa dovrà reagire rapidamente in modo unito, anche perché lo statuto dell'Unione Europea contempla esattamente questo, di queste materie è competente l'Unione Europea e non ogni singolo Stato. Il fucile dell'Europa è avere dei dazi equivalenti, magari in settori che fanno più male all'elettorato di Trump, in modo da costringere il tycoon a scendere a patti e a discutere magari dicendo che compreremo più gas, più petrolio dagli Stati Uniti. Insomma, ci sono molti modi per tentare di imbastire una trattativa economica, perché la cosa più grave è che da quando Trump si è insediato i nemici dell'America sono l'Ucraina e l'Europa. E quindi io credo che dovremmo da un lato valutare, noi faremo nei prossimi giorni una riunione dei nostri industriali con il centro studi di Confindustria per far capire punto per punto cosa significa concretamente per le aziende che esportano negli Stati Uniti l'applicazione di questi dati. Ecco, noi naturalmente abbiamo tante nostre imprese che lavorano e hanno produzioni per gli Stati Uniti, per esempio nel settore dell'automotive e anche del nostro territorio, quelle della siderurgia, dell'elettronica, della componentistica dell'auto, dell'agroalimentare, della farmaceutica, sono grandi esportatrici verso gli Stati Uniti. E quindi tutti questi subiranno un contraccolpo molto molto importante. Si parla di una perdita di PIL dello 0,5% su base annua, secondo me è una stima ottimistica. Un nostro telespettatore ci invia la vignetta del Tempo di oggi, vedete c'è la von der Leyen, cambia idea dal confronto al negoziato, ho già studiato un piano di ritorsioni come abbiamo fatto con Putin e non capisco chi gli risponde, mi pare un'ottima idea, quello ha funzionato alla grande.
Allora, andiamo adesso, torniamo al piccolo perché c'è la notizia di apertura della prima pagina del quotidiano e apertura anche nostra del telegiornale di ieri. Allora, Erika Podmenic, la responsabile dell'assassinio di Isabella Trenaghi, era già indagata per rapina agli anziani che metteva in atto dopo averli storditi. Allora, ieri poi oltretutto c'è stata anche l'udienza per la convalida dell'arresto. Allora io direi, facciamo vedere appunto il servizio che fa il punto, chiedo scusa per il gioco di parole, sulla situazione, cioè i due casi, almeno due casi, che riguarderebbero la Podmenic, rea confessa dell'omicidio di Via delle Beccherie. Nei mesi scorsi avrebbe avvelenato altre 2 persone per poi rubare loro in casa. C'erano già delle attività di indagine, sebbene in stadio iniziale, nei confronti di Erika Podmenic, la 58enne triestina autrice dell'efferato omicidio ai danni di Isabella Trenaghi, uccisa in casa propria in Via delle Beccherie. La donna accusata di omicidio volontario sembra fosse già nel mirino della squadra mobile della polizia locale per almeno 2 presunti casi che la vedrebbero protagonista. Il primo episodio risale a febbraio di quest'anno nel rione di Servola. 2 donne si danno appuntamento in un bar, una delle 2 è già seduta al tavolo con caffè e brioche pronti per essere consumati. L'altra si accomoda, beve il caffè e nota un gusto particolarmente amaro. Passa un po' di tempo e la donna arrivata per seconda, che ricorda molto poco di quanto accaduto dopo aver bevuto la bevanda, si sveglia nella propria auto con le chiavi di casa in mano. Si trova a poca distanza dal luogo dell'incontro con l'altra persona, meno di 1 chilometro dal luogo dell'appuntamento in via del Pane Bianco. Alla signora partono i sospetti di un avvelenamento a scopo di truffa, così torna a casa e nota la mancanza di alcuni gioielli e altri preziosi. Da immediate analisi mediche la donna scopre di avere nel sangue tracce di triazolam, una benzodiazepina che si utilizza anche per i disturbi del sonno e che può provocare sonnolenza e amnesia. La signora non fa uso di sostanze per dormire né tantomeno a scopi ricreativi, capisce di essere stata raggirata e sporge denuncia alla polizia. Il secondo episodio, piuttosto recente, è il 17 marzo, quando una 70enne alla guida della propria Panda gialla viene soccorsa in gravi condizioni per un cappottamento lungo un sentiero nei pressi di Conconello. A trovare il mezzo è stato un ciclista, stupito del ritrovamento del veicolo in una zona dove le auto non transitano. Si è mossa così la macchina dei soccorsi, con i vigili del fuoco a estrarre la donna dall'auto, il 118 che giunge sul posto intubando la 70enne, stabilizzandola per poi portarla in codice rosso a Cattinara. La donna è da allora sotto le cure sanitarie, ma della giornata dell'incidente ricorda molto poco, se non che prima di mettersi in auto aveva incontrato un'altra signora per bere un caffè, servito immediatamente da quest'ultima, che si è presentata con la bevanda pronta in mano. In questo secondo caso a muoversi per far chiarezza sulla dinamica è stata la polizia locale. Di fatto sullo sfondo sembrerebbe esserci sempre la mano della Podmenic con modalità che si sovrappongono, ovvero avvelenamento a scopo di furto. Alla 70enne soccorsa con Conello pare non siano state trovate tracce della sostanza riscontrata nel caso di Servola. Questo perché per risalire alla benzodiazepina è necessario svolgere degli esami specifici, oltre al fatto che questa sostanza ha un'elevata volatilità e nel giro di poco tempo non è più riscontrabile dalle analisi. Sentiamo adesso le parole dell'avvocato di Erika Podmenic al termine dell'udienza per la convalida del fermo avvenuta davanti al GIP. L'avvocato è Massimo Scrascia. Avvocato, si è concluso l'appuntamento davanti al GIP, come si è comportata la sua assistita, che cosa è emerso? Allora, in questa sede la signora ha riferito di essere estremamente provata e perciò si è avvalsa della facoltà di non rispondere e rilascerà a breve eventuali dichiarazioni agli inquirenti, così come fatto nell'immediatezza. Oggi era provata e perciò ha ritenuto di avvalersi di tale diritto. Sono attesa nelle prossime ore, quindi attesa la notifica di convalida d'arresto, la conferma? Noi attendiamo, è un fermo, oggi si discuteva del fermo, noi ci siamo opposti alla convalida del fermo e abbiamo chiesto di applicare una misura cautelare, diciamo, minore e leviore rispetto a quella del carcere. Quale? Quella degli arresti domiciliari, che riteniamo essere una misura adatta e idonea a tutelare qualunque rischio di recidiva. Allora, anticipiamo di qualche secondo la pubblicità, poi torniamo.
Rientriamo in studio, proseguiamo la lettura del Piccolo e del Corriere della Sera. Vi ricordo che il primo ospite che sarà accanto a me dalle 8 alle 9 è il consigliere regionale di Forza Italia Michele Lobianco, poi dalle 9 alle 10 sarà con noi Marco Rossetti Kosulic, che è consigliere del Partito Democratico, sia anche presidente, ma poi non vorrei sbagliare, per il Partito Democratico della quarta circoscrizione. Allora, prima di continuare la lettura del Piccolo del Corriere della Sera, visto che vi avevamo proposto 2 servizi di cronaca, io direi che possiamo continuare con la cronaca, appunto, e proporvi il servizio su un furto con spaccata che è avvenuto al bar Kung Fu Panda di Roiano, che si trova all'interno del comprensorio dell'ex Stock. I ladri hanno forzato la porta finestra rubando il fondo cassa, circa 200 euro, più il denaro contenuto nelle slot machine. Sono entrati stanotte dei malviventi, so dire solo che hanno scassinato da quella porta finestra, hanno scassinato le slot, non si sa ancora l'importo effettivo perché il tecnico non sapeva riferircelo, e dalla cassa all'incirca hanno prelevato 200 euro che avevano le chiavi, quindi è bastato girare le chiavi e aprire la cassa. Basta, non sappiamo altro, al momento non ci sono altri danni almeno. Furto con spaccata al bar Kung Fu Panda di Roiano, all'interno del comprensorio ex Stock. Come ha riferito una dipendente dell'esercizio, ignoti si sono introdotti nella notte forzando la porta finestra, poi dritti verso la cassa per rubare il denaro depositato, circa 200 euro. Quindi hanno depredato, danneggiandole, le slot machine per un importo ancora da rilevare. A occuparsi del caso è la polizia, che sta seguendo le indagini che saranno svolte anche visionando le telecamere di videosorveglianza della zona. Il locale dispone di un impianto collegato a diverse telecamere, ma i ladri hanno rubato anche il computer collegato al sistema di sicurezza, ostacolando così la visione immediata delle immagini. Un gesto che ha comportato paura e rabbia nei confronti dei titolari di origine orientale, a maggior ragione perché si tratta di una nuova gestione del bar incominciata da circa 3 settimane. Un biglietto di benvenuto a dir poco spiacevole. Posso aggiungere che siamo aperti da poco e ricevere già questo primo ingresso così col botto insomma non è piacevole, ecco. Allora, andiamo al Corriere della Sera. Rubio, gli USA resteranno nella NATO, Washington chiede all'Unione Europea il 5% del PIL per la difesa, l'inviato di Mosca in missione negli Stati Uniti. Il regalo di Orbán a Netanyahu, Budapest via dalla Corte dell'Aia, brutto giorno per la legalità, dice la Germania. Netanyahu sente Trump, forse negli Stati Uniti la prossima settimana. Il ministro israeliano un ministro israeliano è in Francia, l'Iran non avrà mai l'atomica. L'esecuzione del 22enne Odai allarga la rabbia a Gaza contro i jihadisti di Hamas. Attacco statunitense nello Yemen, Iran pronto al ritiro. Allora, Beckham stoppa Messi, via la sua guardia del corpo dal campo dell'Inter Miami. La decisione dopo la rissa con lo staff di una squadra messicana. C'è un signore che si chiama Yassin Ceuco che vegliava sulle partite di Messi da bordo campo e quindi e poi deve aver aggredito, insomma. Andiamo avanti. Sindaci eletti con il 40% elite, la proposta del centrodestra per evitare i ballottaggi, secondo il PD, sarebbe incostituzionale. Non molliamo sull'autonomia e sul no al riarmo, la Lega, per quanto riguarda la Lega, sono ottimista, Zaia ci siamo consolidati, si può solo crescere. Andiamo avanti sempre con il Corriere. Sulla sicurezza arriva il decreto sì della Lega a sinistra all'attacco, il testo in Consiglio dei Ministri dopo i rilievi del Quirinale, via madri detenute e SIM vietate.
dall'apertura destra alla sintonia con la Schlein, la metamorfosi di Renzi che vuole i voti di Conte, l'ex premier e l'idea che senza di lui rivince Meloni. Con il Movimento 5 Stelle ma di lato, la terza via di Schlein per la piazza pacifista e poi alla manifestazione del Movimento 5 Stelle contro il riarmo ci sarà anche Rita De Crescenzo, che è la TikToker che è famosa per aver creato il caso Roccaraso. Salta il documento del Sinodo, veti incrociati su gay e donne, l'assemblea si aggiorna ad ottobre, più di un vescovo ha criticato l'assenza della sigla LGBTQ. Allora, vediamo un po' di che si tratta. Questa settimana si è riunita in Vaticano l'assemblea sinodale della Conferenza Episcopale Italiana. 1.008 i componenti, 7 cardinali, 168 vescovi, eccetera. L'assemblea doveva votare il testo delle proposizioni che segnerà il futuro della Chiesa italiana. Il documento non è stato votato perché considerato dall'assemblea troppo blando sulla questione di donne e gay ed è stato rinviato tutto ad ottobre. I contrasti non mancano, ma si troverà una sintesi, dice il vescovo di Frosinone e Anagni Alatri. E qua è il caso dei 2 femminicidi. Ilaria ha tentato di difendersi, il corpo 20 ore a casa del killer, i genitori noi non c'entriamo. 3 coltellate fatali, i dubbi su chi l'abbia portata via nella valigia. Mark Anthony Sampson, 23 anni, è il reo confesso, è stato arrestato per omicidio e occultamento di cadavere. Altra Sara così supplicava l'assassino, non voglio nulla con te, un vecchio audio che la giovane aveva inoltrato alle amiche. Sara Campanella è stata uccisa a coltellate lunedì sera fuori dal Policlinico di Messina, dove frequentava un corso di tecniche di laboratorio biomedico. A ucciderla uno studente dello stesso corso che si era invaghito di lei, si chiamava Stefano Argentino, che è stato arrestato lunedì notte. Femminicidi, i giovani nelle piazze, un caso politico, le parole di Nordio che ha detto alcune etnie non hanno la nostra sensibilità per le donne. Secondo Fratelli d'Italia, polemica strumentale, guerra di cifre con Maggi di più Europa. Lo psicologo lo psichiatra, sociologo e saggista Paolo Crepè dice: questi delitti ci riguardano tutti, i maschi violenti sono dei mediocri che temono il coraggio delle ragazze. Piazza della Loggia, l'abbiamo visto in prima pagina, mise la bomba a 16 anni, Toffaloni condannato, 30 anni di reclusione per la strage di Brescia, ma vive in Svizzera e probabilmente non sarà arrestato. E qui c'è anche nel cerchio un'immagine del ragazzo che era proprio tra la folla radunata dopo l'esplosione e l'immagine è stata recuperata dagli atti della prima inchiesta. La sentenza conferma la trama stragista e i depistaggi. Il 28 maggio del 1974 una bomba uccise 8 persone, ne ferì 102 in Piazza della Loggia a Brescia, dove c'era una manifestazione sindacale. Il Tribunale per i minori ha condannato a 30 anni Marco Toffaloni, all'epoca sedicenne, oggi 67enne, come esecutore. Erano già stati condannati Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte. Allora, qui c'è è allergica, ma il cameriere non capisce, l'americana muore, la studentessa 21enne era in Erasmus, lo shock anafilattico dovuto forse agli anacardi nel panino. Avery Ann Tierney, americana 21enne, era in vacanza a Roma, è morta mercoledì in ostello dopo uno shock anafilattico. Allergica agli anacardi, a pranzo avrebbe mangiato cibi che hanno provocato la crisi ed è stata disposta l'autopsia.
insomma, il fatto è accaduto nel cuore del Pigneto, al quartiere della Movida, dove risiedono gran parte degli studenti romani e non, e pare appunto che il cameriere non avesse capito che la ragazza avrebbe riferito al ristorante delle sue allergie, ma la barriera linguistica potrebbe aver causato fraintendimenti fatali. Il caso Trentini, ostaggio in Venezuela, non solo digiuni e petizioni, ora serve un gesto pubblico per portare a casa Alberto. Alberto Trentini, 46 anni, in agosto è laureato in storia, dal 15 novembre è in cella a Caracas, dove era capo missione della ONG francese Humanity and Inclusion per assistere persone con disabilità. È stato prelevato da agenti del governo, non si conoscono le accuse o le ipotesi di reato a suo carico. L'ultimo messaggio dai genitori è stato saluti da aeroporto Caracas, più nessuna notizia. Per chiedere la liberazione del cooperante sono state raccolte sinora 100.000 firme e oltre 2.000 persone hanno partecipato a un digiuno a staffetta. La madre ha scritto alla Meloni 2 volte per sollecitarne un intervento diretto. Il capomissione non è come tutti gli altri prigionieri, lì è l'unico italiano incensurato. Allora, poi c'è un'intervista con Gaddo della Gherardesca, il mio avo nella Divina Commedia, io preferisco il canto su Ulisse, Sarah Ferguson è ancora un'amica, e poi dice che Zuckerberg vi veste da borseggiatore, il che non è male come battuta. Siamo arrivati alla pagina dei commenti e che anticipa poi quella della cultura, alla quale io passerei subito. Eccola qua, vediamo, dietro il velo c'è un mistero, c'è un romanzo di Elvira Serra che esce martedì, Le voci di Via del Silenzio. Il premierato, il sistema elettorale, la lezione attualissima di Sartori. E poi siamo alla pagina degli spettacoli, dove c'è un'intervista con Federico Basso, il comico che ha vinto LOL, un successo inatteso grazie anche ai social. Vabbè. Andiamo invece al Piccolo e arriviamo alle pagine triestine del Piccolo. Le pagine di apertura riguardano il successo del tram di Opicina, 1000 al giorno, nel 2026 nuovi lavori su linea, binari e scambi, le code ai capolinea, i picchi nei fine settimana, le ipotesi dei ticket turistici. Allora, oggi pomeriggio, come avete sentito prima dalla comunicazione con la polizia locale, c'è una manifestazione che riguarda la sanità, è una manifestazione, una protesta per la sanità pubblica. Ce ne siamo occupati con il segretario regionale della CGIL Michele Piga, che è stato ospite di una puntata di Ring. Adesso vediamo appunto un estratto in cui Piga spiega anche le ragioni della protesta. Le faccio un esempio sui medici di medicina generale. Perché la borsa di studio per il medico di medicina generale è ben più bassa rispetto ad altre specialistiche? Non è appetibile. Ma non possiamo metterci... Guardi, quella professione è meno ci appetibile. hanno detto che c'era un miliardo in più per gestire il bilancio regionale. Il pubblico è sano e funziona bene quando c'è una forte regia del pubblico. Se noi lo mischiamo, non si capisce chi comanda tra il pubblico e il privato, è chiaro che saltano degli schemi. Guardi che, la dico proprio così, la convenienza del servizio sanitario pubblico è la salute dei cittadini e cittadini. Si va in piazza venerdì a Trieste da tutta la regione per... Alle 4 di pomeriggio ce lo ritrovo in Largo Barriera, poi ci sarà un corteo, arriveremo sotto la sede del Consiglio regionale, che per noi è la massima autorità democratica del popolo del Friuli Venezia Giulia. Per la difesa del servizio sanitario pubblico
e c'è il tema della partecipazione della democrazia alle scelte e l'ascolto dei cittadini e dei rappresentanti sociali, professionali, tutti, e che si discuta anche in Consiglio regionale, ma questo si arrangeranno i consiglieri regionali, insomma, la gestione di quel presidio democratico, la valorizzazione del lavoro delle persone, che siano pagate correttamente, che venga rispettato il loro lavoro e che vengano anch'esse ascoltate rispetto ai processi decisionali che li riguardano, sia per i dipendenti del servizio sanitario e anche per le lavoratrici e i lavoratori degli appalti. Il terzo punto, il rafforzamento dei servizi sanitari territoriali per garantire una presa in carico a tutte le cittadini, dalle montagne al mare, del Friuli Venezia Giulia. Occupiamoci adesso, così poi potremmo anche discuterne con il primo dei nostri ospiti, vale a dire il consigliere regionale di Forza Italia, Michele Lobianco, della seduta ieri in Consiglio regionale della terza commissione. È una seduta che è stata richiesta dall'assessore Riccardi per illustrare i dati di un rapporto sulla sanità regionale, rapporto redatto dall'ARCS. Sentiamo allora poi come Riccardi ha commentato questi dati. Ci servirà poi anche, ripeto, per parlare con Lobianco. La seduta odierna della terza commissione consiliare regionale è stata chiesta dall'assessore Riccardi per presentare i dati dell'analisi dell'Agenzia regionale per il coordinamento della sanità, già sottoposta ai sindacati e che fotografa una situazione definita non coerente con i bisogni della popolazione e scarsamente razionale. Rischiamo di contrastare con difficoltà un sistema che ha una frammentazione, una dispersione esageratamente elevata, che alla fine adesso sta segnando anche i livelli di sicurezza e inevitabilmente gli esiti di vita delle persone. Rispondendo ai rilievi tecnici e non politici dei componenti della Commissione, Riccardi ha individuato il percorso da seguire, per altri versi già tracciato. Se non daremo corpo con decisioni forti che inevitabilmente possono produrre anche delle contestazioni, come sta avvenendo, e come abbiamo fatto con la rete oncologica regionale, a manovre di organizzazioni importanti, che non significa chiudere strutture ma significa qualificarle, noi vedremo la spesa continuare a crescere e i livelli essenziali di assistenza a ridursi. Frammentazione del sistema, fuga verso altre realtà, difficoltà di reclutamento infermieristico e per altri aspetti una sorta di difesa campanilistica di realtà comunque eccellenti ma piccole. Questi sono alcuni degli elementi che secondo il report ARCS condizionano pesantemente il sistema. Io lo dico da alcuni anni, oggi ho voluto venire a rappresentare i dati oggettivi che lo provano. Quindi non significa avere preconcetti di differenze tra le collaborazioni e le alleanze che devono essere fatte dal sistema del terzo settore al privato accreditato per contrastare la fuga che ci viene drenata da altre regioni italiane proprio attraverso la flessibilità gestionale del privato accreditato. Significa fare il pubblico a tutto titolo, governando i processi e dando le direzioni e il controllo, e garantire comunque attraverso tutti questi sistemi le cure universali e gratuite alle persone. Conseguenza della frammentazione e della dispersione dell'offerta. Ecco le teste. Allora, ci sono le elezioni studentesche per quanto riguarda l'Università di Trieste, l'appello degli studenti universitari, sono 4 le liste in corsa per il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione di Piazzale Europa. Più che la sostanza, dividere le coalizioni è il modo di affrontare diversi temi. C'è ancora nella pagina lo spettro dell'astensionismo sul voto, avviciniamo più giovani alla politica. Ieri c'è stato un incontro. Dunque, ancora perseguitava il triestino Bortuzzo, l'ex condannata a 1 anno e 8 mesi, la 27enne era arrivata a minacciare di morte il campione di nuoto paralimpico, la pena è sospesa.
asilo di Roiano le opposizioni chiedono lo sbocco della delibera. Si spezza un ramo e cade su un'auto, ce ne siamo occupati anche noi ieri. Raid al ristorante cinese, con il denaro della cassa rubato anche il PC. E poi qua c'è la questione delle elezioni all'Adriaco, esito in bilico, voti riconteggiati dopo un ricorso. L'assemblea del 29 marzo aveva riconfermato l'uscente De Manzini con un solo voto di scarto su Vidulli, e qui appunto c'è ed è scattato il ricorso. Il fondale marino di Barcola diventa set della gara di Photosub, e poi qui c'è tutta la pagina che riguarda, diciamo così, il territorio. Parliamo adesso, per quanto riguarda i servizi, vediamo come è andata la prima giornata del volo della Ryanair che collega l'aeroporto, il Trieste Airport, a Praga. 9:30 del mattino il primo volo Ryanair che da Trieste collega Praga. Oggi tutto esaurito per questo primo volo, celebrato anche con tanto di torta e brindisi dai vertici del Trieste Airport. Uno dei risultati attesi per questo volo internazionale di grande richiamo anche storico. Direi che questo volo completa un po' il network per la Mitteleuropa, come diceva il console Petiziol. Siamo molto contenti di poter ripristinare dei collegamenti con un territorio che c'è molto affine. Festeggiato oggi il nuovo collegamento da e per Praga operato da Ryanair, attivo dal Trieste Airport. 2 le frequenze settimanali, con partenza il giovedì alle 9:30 e la domenica alle 6:15. Una rotta di livello verso la città delle 100 torri, capitale della Repubblica Ceca, città ricca di storia, stili architettonici e siti del patrimonio UNESCO, che permette allo scalo aeroportuale del Friuli Venezia Giulia di aumentare la qualità delle destinazioni, tanto quelle di grande attrattività turistica quanto quelle legate a scelte strategiche, ovvero gli aeroporti hub, che sono destinazioni spesso di scalo, un transito verso rotte più distanti. Innanzitutto è una bella mattina perché c'è tanta gente, il volo pieno, 179 persone sia in partenza che in arrivo. È una destinazione bellissima sia per andare a Praga e sia abbiamo questo flusso di incoming turistico notevole. Cosa volete andare a visitare? Cosa vi ispira della città? La casa danzante, un po' il centro storico, l'orologio astronomico, un po' il giro così e poi la vita notturna, vediamo. Al volo inaugurale Trieste-Praga era presente, ma non come passeggero, il console onorario della Repubblica Ceca del Corpo Consolare di Trieste Paolo Petiziol, più che soddisfatto verso il ripristino di un collegamento che mancava dal 2008. È un collegamento veramente storico perché Praga fa parte della nostra storia, della nostra cultura. Grado era la spiaggia dei cechi, Gorizia per i cechi era quasi una città eletta per le loro pensioni e vediamo ancora oggi delle splendide ville Liberty. Quindi ripariamo a un torto che veramente, ribadisco, purtroppo ci ha diviso e oggi per questo motivo dobbiamo veramente essere felici e brindare. Chiudiamo la lettura dei quotidiani, almeno per il momento, con la pagina sportiva del Corriere della Sera, che ha un titolo francamente discutibile: Fede crack. La campionessa già operata ieri sera per 6 mesi, solo lavoro leggero, Olimpiadi a rischio. 6 mesi per recuperare, resto ottimista per i giochi. Poi anche qui c'è una nota: la grandezza di chi non snobba le garette, perché diciamo, l'incidente si è verificato in una gara probabilmente meno importante, insomma, no? Brignone cade durante gli assoluti, l'infortunio è grave, doppia frattura tibia e perone, lesione del crociato, la ripresa sarà lunga. Poi Inter ha ancora un posto tra i 4 del triplete, ma la strada è tutta in salita. Inzaghi può ancora vincere tutto, ma tra impegni ravvicinati e infortuni non potrà permettersi il minimo errore. Gabina rieletto,
eletto, sarà il primo vicepresidente, è stato nominato appunto una sorta di vicario numero 2 dopo Alexander Ceferin. Ancora, no, qui abbiamo tutt'altro meno sport. Allora, Paratici, nodi da sciogliere, il Milan ha un piano e va avanti. Paratici è il nuovo direttore sportivo nero-azzurro. Ancora c'è il Gran Premio della Cina domenica, Ferrari, servono punti parecchi, Benedetti e subito. E subito noi andiamo in pubblicità perché poi siamo pronti per accogliere il primo dei nostri ospiti, il consigliere regionale di Forza Italia, Michele Lobianco. Allora, eccoci pronti con il primo ospite, il consigliere regionale di Forza Italia Michele Lobianco. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Facciamo vedere, è molto divertente come sempre, ma qui insomma, la vignetta di Englaro dice: te che ha visto che in televisione i talk show de sera se solo che parolazze, se il trivial del tramonto. Questa è dedicata a me per via del riferimento a Viale del Tramonto di Billy Wilder. Però questa, se posso rubare qualche istante, salutando ovviamente i telespettatori, è una vignetta interessante, perché io ricordo, e tu ricordi, insomma ne ricordiamo, quando in Rai c'era anche una sorta di censura, non si poteva non sibillare qualcosa. No, bene, addirittura non si poteva dire la parola membro. Ecco, non si poteva. Allora noi siamo passati adesso da un estremo all'altro. Che non è cosa, no? Che dice, quando poi si parla di violenza dei giovani, la violenza verbale, no? Innesca altro tipo di violenza, la maleducazione, eccetera. Quindi non dico la censura, ma rendere un linguaggio, più potabile, no? Sarebbe il caso, perché anche quello è un elemento diseducativo che però ormai è nelle corde vocali di troppi personaggi che affollano le serate nei famosi talk show. Ecco, scusate questo. Il torpilocchio tra le offese fra giornalisti e anche alcuni conduttori che si esprimono in certi modi a me dà un po' di fastidio, ma questo è un altro argomento. Allora, c'è già una telefonata fra l'altro, sentiamo, buongiorno. Sono io? Sì. Dunque, buona giornata caro buongiorno, dottor Umberto e all'amico consigliere Michele da Claudio Visentini. Buongiorno caro Claudio Visentini, ben sentito. Buongiorno, oggi sono molto arrabbiato e mi spiego. Siamo qui apposta per calmare la rabbia. Lei caro Lobianco propone e scrive delle leggi come amministratore in consiglio regionale, giusto? Sì. Ecco, quindi allora faccia una legge e mi riferisco purtroppo, parlando di violenza non verbale ma fisica, al recente fatto di cronaca della uccisione della signora anziana, che dopo aver confessato e aver avuto la sua fiducia, chi ha confessato di averla uccisa si faccia pure l'ergastolo e non, come ho sentito evidentemente l'attuale legge lo permette, il suo avvocato ha chiesto i domiciliari, ma ci rendiamo conto? Basta con questo buonismo, non bastano le panchine rosse, caro Lobianco, ci vuole la certezza della pena e chi uccide non esca più da galera. Ed ancora, basta che i colpevoli chiedano ai giudici il rito abbreviato per ottenere la riduzione della pena, ma i giudici lo devono chiedere prima ai parenti delle vittime se sono d'accordo, cosa che a noi non è stata chiesta, a noi genitori, e voi in studio sapete a cosa mi riferisco. Sì. Grazie e buon lavoro. Si pensi non solo a Caino ma anche ad Abele. Certo, allora Grazie, signor Claudio. Visentini, caro signor Claudio, il tema è d'attualità ed è un tema tremendo che rappresenta diversi aspetti della nostra società. Uno è la fragilità delle persone di una certa età, ma anche non tanto una certa età, che cadono appunto in questi tranelli dannati del nostro vivere, di persone
di persone veramente che sono barbare e delinquenti, insomma, no? E ora lei pone il tema della legislazione, ovviamente, che ha rango nazionale, e riporta però il tema che ho ebbi modo di raccontare qui in un'altra trasmissione. So che quello che dirò non piace, ma ormai il mondo è cambiato e ahimè non ci si può più fidare. E bisogna stare sempre attenti con l'interlocutore. Non è bello, una volta c'erano addirittura le porte aperte di casa, se andiamo nel tempo a raccontare alla nostra società che in pochi anni veramente ha avuto un precipitare, no, nei rapporti umani. Quindi veramente su questo tema bisogna stare veramente attenti con le persone a cui si dà confidenza, a cui si pensi di aprire il proprio cuore, ripeto, la propria persona. Perché purtroppo viviamo in un mondo dannatamente cambiato, ahimè in senso negativo. Non è che tutto è da buttare, però bisogna stare molto più attenti di una volta. E su questo tema, guardi, posso dire che noi abbiamo presentato, il gruppo di Forza Italia ha presentato una proposta di legge sul garante dei diritti delle persone anziane, fragili, insomma, che può essere un riferimento, ecco, all'occasione, ed è come dire, un riferimento istituzionale. Ma qui ci troviamo di fronte, infatti ho ascoltato oggi l'intervista, chiedo scusa se rubo tempo alla telefonata che in arrivo, ho sentito un'intervista dove l'avvocato, no, difensore dice no, non la faccio richiesta, come ha detto lei, di arresto domiciliare. Che fa? Io non ce li ho i cappelli, non fa rizzare, perché una che ha barbaramente ucciso, no, una signora, insomma, è evidente, no? Deve andare in galera subito, è finito, insomma, tanto il tema, ovvio che poi se andiamo a livello giuridico la persona non può scappare, non può più fare, quindi la si può tenere in attesa di giudizio a casa, ma di fronte a un evento così acclamato, acclarato, è evidente che io condivido pienamente, e dovremmo fare trasmissioni più lunghe, no? La certezza della pena. Vede, noi abbiamo una legge, ormai le leggi nelle quali noi ci dobbiamo muovere, no, i nostri passi, è una legge che porta a evitare appunto di andare in galera, no? Perché? Perché le carceri sono poche e sovraffollate. Questa è la verità, che pochi lo dicono, ma io ho il coraggio di dirlo, no? La legge Cartabia ha tutta una serie di norme, perché le carceri non tengono più. E deve esserci poi l'elemento, ecco, quindi bisogna fare un'inversione di rotta, costruire carceri, piaccia o non piaccia, bisogna farle. C'è un costo, ma bisogna farle. E bisogna perciò, come dire, visto che il mondo sta cambiando, ahimè, in senso negativo, inserire veramente pene durissime con quella che è la certezza della pena. Ovviamente lei dirà, e voi telespettatori direte, ma lei al governo con il suo partito deve farlo, ovviamente, quindi questo io mi auguro. No, io so che vi è un impegno su questo e spero che, insomma, alla fine della legislatura ci sarà una risposta in questo senso. Siamo alla prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno a loro signori, ai triestini e ai friulani e specialmente al dottor Vigentin che mi ha preceduto, oggi mi ha preceduto. È sempre della mia stessa idea anche lui, solo che oggi ha detto che bisogna quei ragazzi lì bisogna tenerli in prigione. No, bisogna fare a loro quello che hanno fatto, occhio per occhio, dente per dente, altrimenti non riusciremo mai a far capire ai giovani quello che stanno facendo, perché questo pietismo non si può tollerarlo. Controllate, andate a vedere nelle ausmize cosa dicono di voi, che non fate un bel niente per la sicurezza dei cittadini. E occhio per occhio, non ci vuole molto per dare un po' la parvenza di essere con la legge, di essere protettori dei nostri giovani, delle nostre anziane, non si può andare avanti col pietismo, non si può. Grazie, mandi. Almeno ci siamo come dire, salvati dalla questione dei metal detector stavolta. Allora, lei ha di fronte sì, il metal detector.
lei ha di fronte una persona che è veramente, tutto è tranne che, come dire, che può esprimere pietà nei confronti di colei che ha ucciso questa signora anziana. Che ricordiamo ha 58 anni, non è giovane. Che ha, cioè, appunto, peraltro, infatti 58enne, ecco, qua non sono i ragazzi, i famosi minori non accompagnati, non sono quelli. Questa è una triestina di 58 anni che sembrerebbe avere già dei precedenti, insomma già, ahimè, precedenti di questo tipo. Qui è andata ancora oltre, uccidendo questa povera signora, che poteva essere anche mia madre. Lei si figuri se io ho pietà nei confronti di questa 58enne. Io anzi ho detto proprio che io la sbatterei subito in galera, e per me potremmo anche buttare via le chiavi di quella, della sua cella. E quindi il tema che chiaramente lei pone è di come dire, creare leggi ancora più dure. E sono convinto di questo. Bisogna creare leggi veramente severe, dure, perché il mondo sta diventando più duro e severo da vivere. E quindi o si usa veramente, uso il termine, no, il pugno di ferro, cioè o si usa, o vi è un'inversione, ma veramente dura. Perché il mondo, la società, che ha ancora dei grandi margini credetemi, di bontà, insomma, ci sono tutte le qualità in campo, ma per colpa, ahimè, di componenti, uso il termine avariate di questa società, noi dobbiamo assolutamente intervenire con, come ho detto prima, leggi durissime, certezza della pena e fare carceri che si possono fare o nuove o riadattando con elementi diversi caserme abbandonate che sono lì da tempo. Questa è la mia posizione, quella di Forza Italia che io rappresento. Stiamo alla prossima telefonata. Buongiorno. Pronto? Buongiorno caro Bosazzi, sono Diego. Buongiorno Diego, salve. Buongiorno signor Diego. Allora io per il consigliere Lo Bianco, che è uomo di lunga esperienza, di lungo corso politico, volevo un po' alleggerire i temi e volevo così chiedere una domanda che così solletica un po' la mia curiosità. Ecco, io volevo capire se avverrà quello che è il previsto trasferimento dei dipendenti regionali in Portovecchio, Portovivo, e se questo trasferimento previsto dalla Giunta Fedriga avverrà nei tempi e nel cronoprogramma dettato dai fondi del PNRR. Ecco, tutto qua. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Buongiorno. Grazie signor Diego. Saluti al portiere, questa è roba nostra. Ah, voi sapete, io non so, voi sapete. Bene. Allora, indubbiamente una volta che i famosi magazzini di io sono un purista, quindi sì, chiamerò sempre Portovecchio, sì. Con buona pace dei miei ex colleghi di giunta che lo chiamano Portovecchio. Quando i magazzini di Portovecchio saranno chiaramente finiti, è chiaro che i dipendenti si trasferiranno là. Ora, nei lavori pubblici, già nei lavori privati, quando uno chiama a casa qualcuno a rifarti il bagno, ti dice, boh, guardi, tra 2 settimane è pronto, dopo che vuole un mese, no? Quindi nei lavori pubblici, no? Certo, adesso voi direte ci sono le sanzioni, insomma tutta una serie di manleve per stare dietro ai lavori pubblici. Quindi io mi auguro che il cronoprogramma sia rispettato, sempre rispetto, no? A tutta una serie di elementi che rappresentano l'esecuzione dei lavori pubblici. Vediamo cosa accade anche con il comune, no? Quando sono tutti i lavori, poi saltano i reperti archeologici, si ferma la scuola, si ferma il viale monumentale di Portovecchio sempre. Insomma ci sono tanti, come dire, insidie nel percorso, ma insomma io confido che chiaramente lei giustamente ha sottolineato il tema del PNRR, quindi dei vincoli, no, temporali, insomma. Io sono ottimista, ecco, mettiamola così. Siamo alla prossima telefonata. Buongiorno. Sì, pronto? Prego. Buongiorno dottor Bosazzi, e lei e il suo ospite, sono Fulvio. Buongiorno. Io so che il consigliere Lo Bianco alle mie domande glissa sempre, trova sempre la scusa per non rispondermi.
Allora, questa settimana c'è stato dal Propeller Club un convegno dove appunto promuovevano il Porto Franco Internazionale di Trieste, dicendo che è un unico in tutta Europa. Allora io le chiedo, come mai è un unico in tutta Europa? E lei mi risponderà, perché c'è il trattato di pace. E come mai si può attuare l'extradoganalità come è stato fatto con la MSC, come è stato fatto con la BAP? Perché c'è il trattato di pace. Allora, consigliere Lobianco, perché non mi tira fuori, prega il dottor Bosazzi, tanto sta un secondo a tirar fuori, e un attimo discutiamo di tutti gli allegati del trattato di pace, non solamente di questo, perché vede, quando io sento tipo il consigliere Onsel, tipo Cason l'altro giorno, che noi siamo mantenuti, no, consigliere Lobianco, vanno via da Trieste qualche miliardo ogni anno in tasse. Sarebbe, veniamo derubati ogni anno di qualche miliardo perché non abbiamo il bilancio separato che è previsto dal trattato di pace. Veniamo rubati con l'IVA. Allora mi dica un attimo, senza dire deve dire questo, deve dire quell'altro, cosa determina i confini della Repubblica Italiana? Il trattato di Osimo? Grazie, spero io una risposta. Ma io, gentilissimo signor Fulvio, lei che utilizza sempre Tele4 ogni mattina per diffondere il suo pensiero, azione legittima, raffinata ed intelligente, ecco, probabilmente insomma, ci sarà un percorso che arriverà, poi ci sarà qualche sorpresa alle prossime elezioni comunali, chi lo sa. No, perché è come se io chiamassi ogni giorno a nome di Forza Italia per rappresentare un progetto politico, no? Perché bisogna stare... e utilizzare ogni giorno Tele4, che è il vettore di comunicazione più diffuso della regione Friuli-Venezia Giulia, è uno strumento che lei utilizza in modo, come dire, paziente, da passionario, alle quali le riconosco questa cosa. Ma io non glisso e vado proprio, gli ho già detto, gli ho già risposto, ma le rispondo, vuol dire, il territorio libero di Trieste è stato consegnato alla storia. Fine. Il tema che viene utilizzato, e quindi si utilizza ciò che possiamo utilizzare, che è appunto l'utilizzo dei punti franchi che vengono estesi, spostati, allargati a seconda delle necessità di chi ci chiede, e quindi MSC, la BAT e altri soggetti hanno chiesto, ed è stato appunto è stata data l'opportunità di poter usufruire di quel regime di punto. Ma quello è un tema, e quindi utilizziamo ciò che possiamo utilizzare, ma il resto, le lo ripeto, con il rispetto che ho, perché io non è che dimentico la grande azione che avete fatto, eccetera. Dopo però mi dovete anche rispondere, no? Voi avevate, io ricordo c'erano le elezioni comunali, non le ultime, le altre, eravate 4 candidati sindaci, 4, no? Che rappresentavano la diaspora di un movimento, no? Ecco, allora ne è rimasto forse uno. No. Allora, detto questo, io chiudo dicendo sempre quello, ma non perché glisso, ma perché le do una risposta secca, lapidaria. Punto. Prossima telefonata, buongiorno. Potrebbe fare inizialmente un appunto sulla nostra Triestina? Non ho capito. Come no? Sulla Triestina. Sulla Triestina, sì. Ma Triestina calcio. Triestina sì. calcio. Sì. Buongiorno, prego. Buongiorno. Volevo dire che seguendo la trasmissione del Telenord-Est, ecco, praticamente la Federcalcio ha penalizzato la Triestina di 5 punti, come sappiamo, no? Pare 4. 4 punti, va bene, insomma ci ha messo, sì, ci ha rovinato. Molto insomma, duro. Ecco. Sentendo l'associazione Calcio Napoli, no? Il caso Osimhen, no? E praticamente la Federcalcio ha chiuso la pratica Osimhen con il presidente De Laurentiis, no? Però c'è una penalizzazione però che verrà data all'inizio del prossimo campionato, e questo non mi sembra giusto, no? Questa penalizzazione dovrebbe avvenire come è avvenuta a noi con la Triestina, in questo campionato, non nel prossimo, no? Ecco.
Poi un'altra cosa, dato che avrei urgenza di un supporto politico da parte del consigliere Lo Bianco, è possibile avere una email per poter comunicare privatamente? Guardi, la mail è lobianco.regione@fvg.it. Ok, va bene, la ringrazio. Ripetiamo magari così. Sì, adesso che rispondo della Sì. Triestina. Ah sì, giusto. Sì. Allora, io non sono un esperto di giustizia sportiva, ecco. Indubbiamente le pone un elemento, no, anzi adesso approfondirò questa cosa qua, di discrepanza, no? Comunque di sperequazione. Uno gli dà la penalizzazione appena il prossimo campionato e quindi uno sa già come partire e uno, insomma, è evidente. Ma ripeto, questo è qualcosa che si deve approfondire, ma il tema della giustizia sportiva è chiaramente un tema che io chiaramente non conosco, nel senso quali siano gli elementi che hanno motivato la scelta veramente difficile per la Triestina, insomma, che ci pone in una situazione proprio nel momento in cui la nostra squadra stava riprendendo, no? Forse ha avuto anche dei contraccolpi forse psicologici anche su. Ecco, infatti questo è facile. No, ma è vero questo, cioè con l'arrivo di Tesser finalmente, di nuovo, ha fatto una sequenza di partite bellissime, eccetera, gli è arrivata questa legnata a spaccare le gambe alla Triestina, perché è vero, l'elemento psicologico è fortissimo, no? Cioè, uno lavora, e su più bello dice no, torna indietro, no? Cioè, allora a quel punto rifare tutto da capo è veramente difficile, ma approfondirò questa cosa. Grazie. Allora, abbiamo un'altra telefonata, bene, buongiorno. Buongiorno Bosacci, buongiorno a lei e a Lo Bianco. Buongiorno signora Nivea. Grazie. Allora, proprio volevo parlare di altre cose, ma ho sentito la telefonata del signore. La Triestina è stata penalizzata quest'anno di 5 punti, 4 adesso e 1 in precedenza per il contratto di Olivieri. Su quello che ha detto del Napoli, la Triestina tanti anni fa, ma tantissimi, mi sembra con Deriù, è stata penalizzata proprio nel campionato come il Napoli, è stata data una penalizzazione anche per il campionato seguente. Ecco, questo volevo dire. E poi posso dire una cosa, visto che sono stata breve, Boratti? No, prego. Per cortesia, non chiamateci più fragili. A me la parola fragili fa venire il prurito, sì. No? 78 anni. Non mi sento fragile e sentir parlare di fragili proprio mi disturba, e come ha detto Lo Bianco, io quella signora la metterei in galera e butterei via le chiavi. Grazie. Grande Nivea. No, Nivea non è fragile, anzi, direi no. È come dire teutonica, no, assolutamente. No, il termine è per chi ha un'età che non, cioè qui uno può essere fragile anche a 15 anni, a 10 anni, no? C'è il termine di come si trova in la condizione, che anch'io non amo, perché questa cosa qui fa parte di un vocabolario, anzi questo meriterebbe una trasmissione alla Gramellini ormai, no? Ecco, che Umberto Bosazzi reggerebbe ancora meglio, ma molto meglio, su tutta una serie di vocaboli che vengono poi utilizzati e poi abbondano costantemente, no? Ormai c'è un vocabolario per ogni, come dire, per ogni tipo di discussione. Allora, quando si entra nello stato sociale, sulla protezione sociale, allora ci sono tutta una serie di terminologie, si va nello sport e quindi si parla, ci sono tutta una serie di c'è un vocabolario, no, che uno porta in tasca. Io cerco di fare un mix e cosa vuole? Sulla Triestina questo è l'ex sed lex, si dice. Duralex. L'ex Duralex, ecco, allora, ecco, legge Duralex, che non si può, immagino abbia fatto ricorso, eccetera, ma ahimè, la vedo dura, insomma. Però approfondirò molto su questo tema del perché non per il prossimo campionato. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità con un lieve anticipo rispetto all'orario, perché poi quando rientriamo ci sono due suggestioni che ci arrivano dalle mail e poi dopo aspettiamo comunque ancora le vostre telefonate.
Allora, c'è una telefonata in linea, facciamo così, sentiamo la telefonata, magari congeliamo un attimo la risposta, se magari poi la telefonata fosse su questioni sanitarie, tanto meglio, così possiamo introdurre l'argomento. Buongiorno. Buongiorno, io volevo segnalare, già che Lo Bianco è un ciclista, ecco, che viene fatte queste ciclabili, ecco, tipo quella che la galleria di Piazza Foraggi si esce fuori verso Viale D'Annunzio, si arriva e non c'è più ciclabile. Non c'è neanche sul semaforo per le biciclette. Ma sul lato destro, no? Sì, uscendo verso lì. Sì. Si arriva là, di colpo finisce la ciclabile, questa. Quell'altra che è stata fatta anche nuova, contrario della galleria, si arriva sulla rotonda del cimitero e non c'è più ciclabile, bisogna fare il giro intorno al supermercato quasi, e si torna sulla strada. Questo dico, perché non vengono fatte anche sui semafori le biciclette messe? Questo, grazie. Grazie. Okay. Allora, posso rispondiamo? Allora, la sua pertinente, insomma, la sua osservazione, perché vi è un percorso adesso come dire, in itinere, no? L'assessore Michele Babuder su questo sta lavorando, e quindi è tutto un percorso che sta crescendo e mutando giorno dopo giorno. Insomma, immagino che nei prossimi mesi vi sarà una ricomposizione in modo, come dire, omogeneo. Certo, poi si arriverà sempre a dover scendere, perché a chiudere la ciclabile per poi rimettersi sulla strada, per poi ritornare su un marciapiede o in un itinerario ciclabile a ripercorrere. Ma insomma è un lavoro, il termine anglofono work in progress, no? Si dice, ecco, è in lavoro questo. Ma anche in Slovenia accade che ci sono delle ciclabili bellissime, a un certo punto finiscono, poi devi stare in strada, fare un percorso, poi ritornare, eccetera, eccetera. Insomma, ecco. Quindi bisogna avere un po' di pazienza, perché questo è un elemento di novità, onestamente, per il tessuto stradale cittadino, e quindi bisogna avere ancora un po' di tempo per raccordare questi elementi irrisolti. Ecco. Grazie. Allora, ci sono due mail che ci invitano un attimo a riflettere sul turismo. Primo dice, quando si parla del traguardo del 1.600.000 passeggeri che il Trieste Airport si pone, scrive il signor Edgardo, bisogna ricordare che in questo ha una rilevante componente il numero dei passeggeri delle navi da crociera che approdano al Trieste Terminal. Poi dopo dice, come mai, tenuto conto delle aspettative turistiche della regione, il servizio di collegamento marittimo Trieste-Grado non è stato ancora attivato, né sembrano esserci date precise per la sua attivazione. Allora, ringrazio per questa mail, perché è interessante, possiamo sviluppare un ragionamento sul turismo. Abbiamo visto, proprio dai servizi di Tele4, che è veramente splendido, sempre presente e immediato, la nuova rotta Ronchi, Praga. C'è altrettanto un'altra rotta Trieste in senso Ronchi, Rotterdam. E quindi sono tutte nuove direttrici che non si limitano esclusivamente all'elemento delle navi da crociera. C'è un crescendo. L'elemento delle navi da crociera è portante, indiscutibilmente, e fa parte di un meccanismo. Se non c'è l'aeroporto non ci sono, non vi è espansione turistica, no? E quindi è un ragionamento articolato, vuoi quello che sta facendo l'aeroporto di Ronchi, di trovare nuove rotte, nuove linee per incrementare non solo, mi creda, l'elemento turistico, ma anche quello professionale. Io personalmente ho un caro amico che vive proprio a Rotterdam, e assieme a lui altri triestini che lavorano in Olanda e che dovevano fare tutto il giro
per venire a Trieste, sono lì felicissimi di avere finalmente un aereo che da Rotterdam li porta a casa, e sono gente che lavora. Quindi vi è tutto questo meccanismo, questo cerchio che si chiude per creare questa efficienza di trasporto voi dei turisti, ma ripeto anche di persone che normalmente lavorano nei paesi europei. E dopo non mi ricordo quello. Trieste-Grado, il collegamento. Ah sì, chiedo scusa, Trieste-Grado. Allora, Trieste-Grado è un'altra di quelle, ahimè, no? Ricordiamo, io lo ricordo perché ebbi modo di fare anche un'analisi sul nome dato, no? La barca Audace, no? Che a furia di beccheggiare con acqua, fece acqua da prua, e quindi allora la gara è andata deserta al primo bando, ma vi è, come anche da notizie, insomma, un'interlocuzione nuova per trovare un nuovo soggetto o un soggetto disponibile a coprire quella linea, perché il trasporto marittimo, perché bisogna dire le cose, non è un trasporto che costi poco. Cioè, il trasporto marittimo non lo si ammortizza con il biglietto, ovviamente, no? Ci deve essere, ma figuriamoci con quello che costa mantenere una barca, l'equipaggio, il gasolio, eccetera, quindi la regione ci mette un sacco di soldi attraverso le controllate, eccetera, eccetera, ci mette veramente tantissimo, ma il costo è elevatissimo e poi bisogna capire quanto qual è il margine di guadagno. Ed essendo, noi non siamo, ecco, e chiudo, non so, in Sicilia, in Campania, abbiamo tante isole, quindi abbiamo più mete, no? Sì. E quindi vi è più interesse, abbiamo questa linea, no? Ne avessimo altri luoghi da raggiungere, allora sarebbe diversificata l'azione imprenditoriale di un soggetto che investe nel nostro golfo e avrebbe un margine vi sarebbe un interesse, no? Maggiore per l'imprenditore sul trasporto nautico. Abbiamo visto quanta fatica si è fatta anche per ripristinare l'aliscafo Trieste, che da Trieste raggiunge le coste istriane, le coste della Dalmazia, no? Cioè Rovigno, Pola, Lussino, eccetera, anche lì, perché lì sono costi necessariamente elevati, ma anche lì poi si è riusciti a trovare. Insomma, anche su questo io alla fine sono ottimista che si troverà. Speriamo nell'imbarcazione, che questo è il tema, insomma. Audace, adesso faccio la battuta perché io ero in Marina Militare, no? Quindi io ero sull'Andrea Doria e poi c'era la nave Audace. Allora, noi abbiamo il Mole Audace, no? Il cacciatorpediniere Audace. Allora, io vieterei, uso questa cosa, vieterei l'utilizzo di nomi così sacri, diciamo, ecco, a metterli su mezzi che non voglio aggettivare, ecco, che purtroppo... Anche perché il Mole Audace di per sé gode di fama... il Mole Audace, sì. Mi sembra, se non ho capito bene, che gli studenti universitari non dovrebbero mettervi piede prima della laurea. Questa è una raffinatezza. Questa è una raffinatezza. No, è vero. Sì, da superstizioso quale io sono. E io sono altrettanto superstizioso, perché se non lo si è porta male, no? Si dice. Ecco. Non è vero, ma ci credo. Non è vero, ma Peppino De Filippo. No, e quindi, ma come si fa a dare il nome Audace ad un'imbarcazione, insomma, di quelli. Allora, dovrebbe esserci una sorta di copyright, si chiama proprietà intellettuale, ecco. Ce l'ha la nave della Marina, basta, no? Qui c'è una domanda al consigliere Lobianco come animalista. Sì. Sarebbe possibile fare una mutua per curare gli animali presso le cliniche veterinarie, dato l'elevato costo di visite che non tutti possono permettersi, soprattutto i pensionati con pensioni minime? Sì. Ecco, ma su questo, grazie per questa mail, ora la mutua in senso pieno è un po' complesso se non difficile, insomma, però le deve sapere così tutti voi che avete animali, cani, gatti, insomma animali d'affezione, che la Regione ha su questo tema garantisce attraverso gli uffici dei comuni, quindi attraverso gli uffici in questo caso di Trieste, dei comuni, il pieno
contributo per le spese farmaceutiche, no? E se non sbaglio, se non è cambiato finché c'ero io era così, il 70% del costo degli interventi veterinari a persone che hanno un ISEE pari e sotto i 15.000 euro. Quindi un pensionato che ha di fatto una pensione e si trova nelle condizioni di cui lei dice, può andare presso i comuni, deve presentare la fattura, ma insomma uno fa un giro, va in via Mazzini a chiedere queste cose, no? Presso quell'ufficio lì, si fa dare il modulo o quel che è, insomma, l'informazione, se ha qualcuno che va anche sul computer, una persona che può aiutare, eccetera, e quindi con fatture, e si pagano le fatture dell'anno prima, no? Viene rimborsato. Questo è il metodo che intanto è in campo, che non è cosa da poco. Telefonata, buongiorno. Buongiorno. Non c'entra con quello che avete parlato. C'entra tutto, mi creda, qualsiasi cosa. Ecco, volevo per piacere sapere se si sa qualcosa degli stabilimenti balneari e CRAL, ferroviario e CRAL, che ho visto che ci sono lavori, eccetera. Sì, se vuole le rispondo. Prego. Allora no, perché io seguo i destini voi del CRAL del dopolavoro ferroviario, che è quello dell'autorità portuale, dell'ente porto. Allora, ecco, allora i lavori di ristrutturazione, diciamo, riqualificazione degli ambedue stabilimenti ovviamente eviteranno la stagione estiva, se non in minima parte quelli, come dire, per consentirne la riapertura, poi quelli strutturali, quelli più importanti, verranno fatti a fine stagione. Rimandati a fine stagione? No, attenzione, quelli che consentono la normale apertura e il normale, come dire, ecco, perché se iniziamo a farli adesso, lei può immaginare, si chiudono, no, gli stabilimenti. La mia domanda era... Quindi gli stabilimenti saranno aperti e i lavori, quelli strutturali più importanti, più solidi, più impattanti, si faranno a fine settembre. Ok, va bene. Bene, che c'entra tutto? Va bene, grazie tante. Grazie signora. Grazie. Allora, prima il telespettatore parlava di una sorta di mutua per il telespettatore, chiedo scusa, colui che spettatore, insomma. Sì, il telespettatore munito di computer. Sì. So perché mi sono perso dietro queste cose. Allora, parlava di una sorta di mutua. Per quanto riguarda invece la sanità per gli umani, diciamo così, c'è una mail che dice: le opinioni sulla sanità pubblica e privata offrono spesso immagini di un conflitto irrimediabile, nel quale qualsiasi azione intrapresa per sostenere una va a scapito dell'altra. Per sfatare questa immagine, che il signor Vadim dice falsata e ideologica, basterebbe confrontarsi con alcune nazioni estere. Il grosso problema in Italia è il costo esorbitante delle polizze sanitarie, che non permette alla maggior parte della popolazione di accedere ai servizi della sanità privata. Questo ci aiuta ad entrare nel discorso affrontato nella sua interezza ieri, proprio da una seduta della Commissione, e qui per esempio un telespettatore proprio in questo momento dice: parliamo di sanità, le sembra giusto che avendo un problema oggi su un braccio abbia appena ad agosto una visita muscolo-tendinea e ad ottobre una visita per elettromiografia semplice. Bene, allora, vedo anche una telefonata in arrivo, quindi siamo... se ingolfa tutto, ma pazienza, insomma. Allora, il tema delle polizze sanitarie, le polizze sanitarie sono polizze private, quindi è chiaro che nel mercato del privato gli enti pubblici non possono entrarci, no? Non possiamo. Certo, lei ha posto una raffinata con questa mail il tema del pubblico, del privato, che può essere convenzionato col pubblico e può dare una risposta. E quindi, tanto per dare un dato a tutti i telespettatori, voi dovete sapere che il Friuli Venezia Giulia è in Italia la regione che ha
meno convenzioni con il privato, cioè meno privatizzato, non meno, riavvolgo in altro perché sennò il termine, meno convenzione con istituti privati, no? Cioè dove, in buona sostanza, quando uno va a farsi l'analisi del sangue, no? va in un privato convenzionato. Bene, noi quel privato convenzionato abbiamo un tasso bassissimo di altre regioni che lo hanno doppio, triplo, eccetera. Adesso non mi ricordo quanta è la percentuale di altre regioni, ma noi abbiamo tra i più bassi. Quindi in una regione che ha un così basso livello di convenzione bisogna chiaramente comprendere il percorso, no? Che abbiamo davanti, dove il privato non deve essere, non è il male, no? Perché io sento sempre parlare, e quindi possono esserci delle alleanze tra pubblico e privato per dare quella risposta a cui l'altra mail segue, no? quella della visita, dove con grande onestà c'è stato e c'è un recupero sulle liste d'attesa. Ora io su questa specifica bisogna capire qual è il livello di prescrizione che le ha fatto il suo medico di base, perché immagino che le ha fatto sicuramente il suo medico di base una richiesta per andare a controllare, quindi ci sono quelle categorie urgenti, medie, eccetera, eccetera. E diciamo che le prime due, quelle differite, urgenti, hanno subito risposta, insomma. Allora bisogna comprendere qual è il livello di urgenza che il suo medico le ha prescritto su quella ricetta di visita. E quindi nella seduta, ma c'è la telefonata, adesso non vorrei allungare, nella seduta di ieri si è con dati che sono non discutibili, nel senso scientifici, sono i dati, i numeri, dopo Indro Montanelli diceva sempre che in Italia 2 italiani su un argomento hanno 3 opinioni diverse e quindi anche un dato può avere 3 opinioni diverse su 2, però i dati sono quelli e il Friuli Venezia Giulia ha il costo del personale tra i più alti d'Italia, nel senso che vi è un impegno notevole vuoi con i fondi, vuoi con tutta una serie di elementi stipendiali, eccetera, vuoi per risorse umane che di fatto la pongono ai vertici per un impegno. La Regione ci mette tanto, no? Ed ha il numero, peraltro, pro capite di percentuale tra numero di medici, numero di cittadini, numero di infermieri, numero di cittadini, tra i più alti in Italia. Cioè, in Friuli Venezia Giulia vi è una grande, che se ne dica, una presenza comunque notevole e maggiore che in altre regioni d'Italia di medici, di infermieri e con una spesa e un impegno di spesa notevole che la Regione si impegna ogni anno a erogare con i fondi di bilancio. Quindi bisogna chiaramente portare, per dare risposte migliori di quella di cui il cittadino ci ha mandato le mail, riorganizzare, e abbiamo iniziato con la rete oncologica, questo sistema. È un percorso importante e di una certa severità, ma bisogna chiaramente portare delle modifiche a questo sistema per dare risposte migliori. Lo abbiamo fatto con la rete oncologica, dove il senso è tu devi avere le cure vicino casa, ma se devi fare un intervento specializzato, serio, severissimo e raffinato, vai dove questi interventi sono fatti e dove vi è la preparazione. Quindi non si può avere in ogni città, paese della Friuli Venezia Giulia un chirurgo che ti opera in quella condizione, ma andrai nei 2 o 3 ospedali dove vi è la specializzazione per quel tipo di intervento. E poi tutta un'altra serie di misure in campo, ma non voglio andare avanti perché c'è la telefonata. Allora, sentiamo la telefonata, dopo... insomma, è un po' la regola di dover anche attendere ogni tanto. Buongiorno. Buongiorno Nino, buongiorno Leo Bianco, buongiorno Bosazzi. Buongiorno signor Nino. Io sono quello che ha mandato l'email. Ok. Buongiorno caro Nino. Sì, buongiorno. Leo Bianco, la priorità sulla mia carta è scritto 30 giorni per visite e 60 giorni per strumentali. Questa è una cosa. E per quanto riguarda, se io, mettiamo ipotesi, dovrei andare a fare una visita non a Trieste per questo, ma fuori, mi viene data prima.
Ho sentito già tanta gente che qua gli davano mesi e mesi, poi va a Gorizia, se vuole va da Palmanova, se vuole dopo un paio di giorni senza aspettare tanto. Però sempre quel sistema... Però non è giusto, Lo Bianco, non è giusto. E adesso le spiego ancora un'altra cosa. Sì. E mi dispiace perché io ho avuto dei problemi, ero ricoverato all'ospedale. La clinica mi aveva fatto richiesta per farmi fare una risonanza magnetica, no? Quindi se ero in ospedale avevo bisogno di tempi tecnici molto inferiori, giusto? Sì. Bene, non è stato possibile che dopo circa 3 settimane. Nel frattempo sono stato dimesso e sono andato al CUP e ho chiesto, vorrei fare una risonanza magnetica al CUP di Cattinara, non al CUP, di Cattinara. Vorrei fare la risonanza magnetica in privato. Si può fare? Sì, ha detto, si può fare. Ma dove la faccio? Qui a Cattinara. E quando? Fra 3-4 giorni. Ma allora dico, ma come? Una risonanza magnetica appartenente alla struttura pubblica, no? Viene data in priorità a un medico o chi che sia che fa la risonanza magnetica e la fa prima a pagamento di uno che è ricoverato in ospedale. Cioè, ci sono delle cose che non riesco a capire, per l'amor di Dio. Non avevo problemi, ma se uno ha problemi molto più seri, siamo veramente con le non voglio dire dove... No, ho capito. Nelle bestie. Abbiamo capito, no? Ho capito già dove... Questo è il problema, mi dispiace dirlo, perché... No, perché siamo qua apposta. Uno ha bisogno e deve aspettare agosto, forse a agosto mi passerà anche il male, perché forse io spero che sia una cosa semplice. Non si sa mai. No, è come un santino questa richiesta del mio medico. Vabbè. Comunque un buon lavoro Lo Bianco. Grazie. Signor Nino, grazie. E ci sentiamo sempre a via Geppa 2. Bene, via Geppa 2 presente, va benissimo. Ciao, arrivederci. Ciao caro Nino. Ciao. Alpino. Via Geppa. Allora c'è un insieme, no, di elementi. Allora, il fatto di aver chiamato, e quindi sempre nel sistema pubblico, e Asugi è chiaramente l'azienda che collega voi Trieste, voi Gorizia, e magari a Gorizia c'era prima, è un elemento di organizzazione, no? Probabilmente Trieste, che ha 200.000 abitanti, chiaramente con più casi, ha una lista d'attesa più lunga, e Gorizia, che ha meno abitanti con la sua provincia, avrà avuto meno liste d'attesa. Insomma, questo è un sistema organizzato, certo andare a Gorizia è seccante, insomma, però questa è l'organizzazione. Ma su questo mi permetto veramente di dire che si sta lavorando, e quando ieri abbiamo fatto questa riunione, questa commissione molto severa, ecco, molto seria e severa, su quelle che sono le azioni da mettere in campo per la sfida, no? Che è quella appunto di fare questo tipo, insomma, di curare le cose importanti, serie e severe negli grandi ospedali, le cose più semplici in quelli che vengono chiamate le case di comunità, insomma sul territorio, con l'inserimento peraltro di un nuovo numero per l'urgenza che ti darà anche la possibilità, laddove la guardia medica salta, eccetera, comunque un riferimento che sarà il numero 116, 117, come già avviene in altre città. Insomma, si stanno mettendo in campo tutta una serie di misure per andare a modificare questo sistema di offerte di cura, che è ovvio che uno dice, ma se io ero in ospedale, già che ero lì, potevate farmela, no? La risonanza. Ecco, per cercare di ottimizzare, ecco, su un termine che magari è più economico, i tempi, ma dare la risposta di salute più immediata e migliore possibile. In questa partita è chiaro che bisogna poi prendere delle decisioni. Ripeto, per la rete oncologica è stato fatto, e quindi saranno messe in campo delle decisioni su chi deve fare cosa, no? Parliamo a livello regionale,
Trieste cosa e qual è il sistema di risposta che deve essere il più celere possibile, come ovviamente tutti auspichiamo, però questo vorrà dire anche mettere in campo delle soluzioni organizzative, insomma. Ecco. Diamo la prossima telefonata, chiedo a chi è in linea di essere breve, così Lo Bianco riesce a rispondere in tempi consoni per passare al prossimo ospite. Buongiorno. Sì, buongiorno, io sono la Gabriella del Largo Barriera, sì. Buongiorno Lo Bianco. Guardi, per me lei sta dicendo delle cose che in parte hanno ragione, sì, è costoso la parte tecnologica, però il personale anche bisogna pagarlo. Il NUE deve essere fatto in due parti, i distretti sono necessari, quindi ci sono delle cose che io sono in contra di quello che lei dice. Io oggi sarò qua in Largo Barriera a manifestare, poi anche per la mia salute, perché io sono stata catina ricoverata quest'anno e ho avuto dei problemi, ho fatto l'attacco come signora a 15 giorni all'uscita dall'ospedale, però è l'appuntamento con il specialista, che vorrei vedere un specialista catinara, non uno della Salus, che me lo posso pagare della Salus, ce l'ho ad agosto, è il 14 d'agosto, le sembra giusto? Sono stata a gennaio lì nell'ospedale. Bene, quindi oggi sono in piazza alle 4, qua a Largo Barriera, grazie. Bene signora Bella, allora io ho parlato di costo nel senso positivo, no? Cioè nel senso che noi abbiamo una grande componente di risorse umane, quindi vi è un impegno positivo di investimento sulle risorse umane che a differenza di altre regioni infatti ieri in discussione in aula, in Consiglio regionale, alcuni hanno detto, beh ma è ovvio che il Friuli Venezia Giulia ha molti più medici, ha molti più infermieri, ha molti più OS di altre regioni, perché nelle altre regioni il privato la fa da padrone, convenzionato, e quindi hanno meno bisogno di dipendenti pubblici. Quindi è una grande risorsa che noi abbiamo in questa regione, che però dobbiamo riorganizzare al meglio per dare le risposte che lei mi chiede, appunto di non aspettare agosto per fare la visita specialistica, ma magari è che bisogna capire però perché fino ad agosto, ecco, perché lei mi ha detto che la Salus magari in convenzionato poteva averla prima e quindi bisogna capire se lei poteva avere lo specialista con un privato convenzionato con il pubblico, quindi è sempre pubblico, no? La poteva avere prima. Buona manifestazione. Grazie, puntualissimo, grazie al consigliere regionale di Forza Italia Michele Lo Bianco. Grazie a tutti voi e buona giornata, anzi buon fine settimana, ormai siamo vicini. Andiamo in pubblicità e poi sarà con noi Marco Rossetti Cosulic del Partito Democratico. Allora, rientriamo in studio, il prossimo ospite, il secondo ospite, Marco Rossetti Cosulic del Partito Democratico è in arrivo, ha avuto un contrattempo ma comunque ci raggiungerà il prima possibile. Abbiamo chiesto eventualmente al consigliere Lo Bianco se accetta di rimanere con noi ancora un attimo, eccolo qua, facciamo tutto in diretta, tanto insomma è il bello della diretta. Ecco sì, il bello della diretta è una roba che io non posso più sentire, ma insomma comunque. No, rimango volentieri ancora un po' perché poi abbiamo l'intitolazione della a Giovanni Paolo II su Montegrise. Quindi le chiedo di rimanere magari fino alla prossima pubblicità delle 9:15, poi dopo Cosulic dovrebbe arrivare. Allora intanto sentiamo la telefonata che è in linea. Buongiorno. Pronto? Non c'è, è caduta. Allora andiamo alla mail. Alle mail una signora dice, anche qua, per una gastroscopia ho dovuto aspettare 7 mesi, dice la signora Sonia. Le faccio questa domanda, che magari delle volte anche noi ci ponevamo anche ieri in redazione, no? Nel senso, la commissione di ieri è stata fortemente voluta dall'assessore Riccardi. L'assessore Riccardi
ha detto lui stesso che da parecchio tempo segnala queste problematiche che ieri sono emerse in un dettagliatissimo studio dell'ARCS. E può sembrare una contraddizione che lo stesso Riccardi spinga perché siano note le problematiche del comparto sanitario in regione. Perché non è una contraddizione? Non è una domanda assolutamente, un quesito che ci porta a dare che mi porta a dare una risposta e perché la situazione è importante. L'assessore Riccardi, di solito queste cose è l'opposizione che le chiede, sì, poi ci la richiesta dell'euro l'ha fatta lui. No, è l'assessore che vuole a un certo punto mettere tutti gli attori politici, no, a conoscenza di qual è la situazione, ecco, fare il punto nave perché lei piace che molto. A me piace, di una navigazione, ecco, appunto della situazione della sanità. Perché? Perché ci sono da prendere delle iniziative, le quali si cerca di prendere tutti assieme, ecco, allargando all'opposizione, come è accaduto anche con il piano oncologico, responsabilizzando l'opposizione anche su quelle che devono essere le iniziative da mettere in campo per cambiare rotta, uso sempre questo termine, questa terminologia marinaresca, per cambiare rotta perché quella rotta porti a quello che nelle nostre mail o nelle nostre telefonate ascoltiamo, dare quella risposta di salute, ossia la richiesta per la gastroscopia prima, la richiesta per prima, l'intervento che venga fatto nell'ospedale, eccetera, eccetera. Perché il tema la sanità è una delle deleghe, uso il termine, non peraltro occupa la metà del bilancio regionale. Il bilancio regionale ha anche più della metà è impegnato nella sanità. È una situazione importante, siamo a 2 anni della legislatura, è chiaro che bisogna prendere delle decisioni. E l'assessore Riccardi ha voluto portare come una casa di vetro, no? Cioè trasparente, qual è la situazione con tutti gli elementi che sono lì, analitici, non politici. Di fronte a quegli elementi bisogna chiaramente accompagnare questo percorso decisionale che si auspica fatto con la più ampia, come dire, partecipazione. Anche ieri, infatti, il signor Riccardi ha detto a alcuni consiglieri del Partito Democratico, ha raccolto dei ragionamenti aprendosi a questi, perché chiaramente la sanità, insomma, la voglio un po' banalizzare, ma insomma non è che è fare un'artroscopia di destra o di sinistra, no? Cioè bisogna portare a casa il risultato, non è che un intervento al femore di destra o di sinistra o di centro, bisogna dare queste risposte. E quindi, visto che si è già partiti col piano oncologico, quindi adesso bisognerà continuare avanti, e continuando avanti in questa che è veramente una svolta, mi sia consentito dire, vi è questo intendimento di portare a piena trasparenza i dati, gli elementi, per portare poi assieme tutte le varie soluzioni, perché, ripeto, la salute non è di destra, di centro, di sinistra, la salute deve avere una risposta. Allora, il consigliere, credo sia il presidente tra l'altro della quarta circoscrizione, è arrivato, quindi adesso dovremo un po' gestire. No, ma guardi, concludo con i termini marinareschi. Nei sommergibili si utilizzava il termine branda calda, perché c'erano meno brande per i marini, quindi io adesso vado e facciamo questo cambio. Allora, no, facciamo così, sentiamo alla prossima. Una telefonata, poi chiedo a chi è in linea di essere breve, così riusciamo un po' anche a venire a capo di questo lieve invito. Però un giorno mi farete una trasmissione, mezz'oretta sulla mia esperienza in Marina Militare. Non sarebbe male. Sentiamo che in un altro angolo. Buongiorno, prego. Buongiorno. Ecco, allora sta parlando di questa ampiezza di vedute sulla sanità, no?
Io credo che la persona più adatta per parlare con Riccardi sia la Serracchiani, perché sono assolutamente in linea. E comunque noi abbiamo assistito a questi 8 anni quasi a un versamento continuo e sempre più cospicuo di soldi alla sanità privata. Ora che voi mi portiate le percentuali di altre regioni non mi interessa, perché io vedo ma deve che succede nella mia regione. È tutto dato ai privati, questo è il vostro obiettivo, punto. E la sanità pubblica viene ridotta, spero di no, ma proprio a nicchia tipo Bronx, tipo in America, così. Sanità e scuole pubbliche sono per gli ultimi, per i disgraziati. Okay. E questo è evidente, sa? Guardi, è il concetto è chiaro, chiedo scusa se... Ascoltate la gente. Il concetto è chiaro, chiedo scusa se sono un po' brusco, ma così consentiamo una rapida risposta al consigliere e poi andiamo in pubblicità. Rapidamente, noi ascoltiamo la gente appunto perché ascoltiamo i cittadini della nostra regione, che cerchiamo di lavorare per dare la miglior sanità possibile con degli sforzi, dove non è che quando uno dice i dati sono dati, e se il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni con il più basso elemento di convenzione col privato, è un dato, non è che può dire... Detto questo, l'impegno è costante e non si buttano via soldi, ho sentito, anzi c'è un impegno notevole di denaro, ma tantissimo, per la sanità, che è notoriamente pubblica, convenzionata certo, ma pubblica. Grazie allora a Michele Lobianco, adesso andiamo in pubblicità con un lieve anticipo, mi rendo conto, ma così possiamo preparare il presidente della 4ª circoscrizione, Marco Rossetti Cosulic del Partito Democratico. Nuovamente arrivederci. Grazie, Lobianco. Allora, rientriamo in studio, siamo in compagnia di Marco Rossetti Cosulic, presidente della 4ª circoscrizione, Partito Democratico. Grazie per essere venuto nei nostri studi. Devo dare una risposta a me secca, persino rispondere a certe cose, però dice lo scrivente, la sua risposta alla signora al telefono con la scusa del tempo ha dimostrato una volta di più che il giornalismo è di parte. Allora, non raccolgo nemmeno la provocazione. Abbiamo delle responsabilità per quanto riguarda i tempi della pubblicità. Se voi fate caso, ogni volta che si arriva attorno ai 30 all'ora, e per quanto riguarda lo spazio delle 9:15, io chiedo sempre ai telespettatori di essere il più breve possibile, perché insomma, capisco io, so io quello che devo muovere, so io come devo muovermi per far entrare gli ospiti, per far accomodare gli ospiti e per fare anche gli spazi pubblicitari. Se questo è di parte, siamo tutti quanti di parte e pazienza, però non perdete neanche tempo a scrivere queste scemenze. Se ne parlava sul Piccolo oggi, ci sono 2 pagine che riguardano il tram di Opicina, il grande successo del ritorno del tram di Opicina, e c'è una mozione, no? C'è stata una mozione, okay. Sì, c'è stata una mozione consigliare proprio sul tema, incomincio anch'io esprimendo la personale felicitazione per il ripristino di questo tram, che insomma la storia recente la conosciamo tutti e penso che non ci sia un cittadino che non sia contento per la sua ripartenza. Manca forse un ultimo punticino, che sarebbe ripristinare il capolinea di piazza Oberdan, perché quello in piazza Dalmazia, ovviamente provvisorio, non restituisce tutta la bellezza completa che ha quella linea. E la 4ª circoscrizione poi ha approvato recentemente anche una mozione sul tema, presentata poi dal sottoscritto, in cui chiediamo, come fanno tra l'altro molte altre città, per citare Lisbona, ma possiamo andare a citare anche la nostra vicina Venezia, ma ci sono tantissime altre città che hanno comunque un flusso turistico importante, in cui si chiede praticamente nella nostra mozione di applicare una tariffa maggiorata per i non residenti. Questo permetterebbe di avere delle maggiori entrate sicuramente per sopperire ai costi che sicuramente una linea come quella del tram, che è una linea
che ha più di 100 anni, che abbiamo visto che purtroppo richiede una manutenzione ordinaria, straordinaria, onerosa a livello di costi, questo potrebbe sicuramente aiutare. Una formula che esiste, come dicevo prima, in molte città, e la quarta circoscrizione, il Consiglio tutto l'ha approvata, e quindi siamo contenti e speriamo che il Comune si faccia parte attiva poi con la Regione, perché effettivamente sono loro i delegati del trasporto pubblico e delle tariffe del trasporto pubblico, ma abbiamo già ricevuto anche una risposta del Comune in tal senso, che ha passato per l'appunto la mozione alla Regione perché venga analizzata, e speriamo che trovi applicazione. Come c'è una telefonata in linea, casomai poi le chiedo un'aggiunta. Buongiorno. Certo. Buongiorno, Prego. Ringrazio per avermi dato la possibilità di parlare. Parliamo sempre dell'argomento sanità. Volevo fare una domanda, se c'è qualcosa che forse non sfugge, seguo abbastanza la trasmissione. Perché non intervengono oppure non vengono chiamati a queste trasmissioni con la quale si interloquisce con il pubblico personale inerente alla sanità regionale, o a livello politico o anche amministrativo o gestionale, visto che ci sono poi in ultima analisi problemi tecnici, burocratici, organizzativi più che altro politici. E così i cittadini avrebbero la possibilità di esprimere il loro parere e portare forse anche qualche suggerimento che a qualcuno dei piani alti forse sfugge. Grazie. Ok, prego. Anch'io vi seguo un poco, mi sembra che ogni tanto abbiate ovviamente gli assessori competenti in materia, che c'è anche poi un dottore che viene spesso, adesso non mi ricordo il cognome, che però viene ogni tanto qua, sicuramente almeno parlo per me, ma mi sembra che Tele4 fornisca una serie di ospiti che riescono a fornire più parti. Poi sicuramente avere gli esperti di settore è necessario, perché sono coloro che ti danno anche un occhio, ti prestano un occhio di chi quel settore lo vive. È un settore complicato come la sanità, poi assolutamente è necessario confrontarsi con chi si scontra con questa realtà ogni giorno, ma credo che la programmazione sia sufficiente in questo senso, ma penso che coglieranno anche questo input, sicuramente sono pronti a cogliere questi input. Ecco, questi tipi di input sì. Allora, volevo chiedere per la questione del tram piscina, come funzionerebbe? Sarebbero i residenti ad avere una sorta ecco, per esempio, nelle altre città, Sostanzialmente al momento dell'acquisto del biglietto si presenta la carta d'identità, solitamente, cioè un foglio di residenza. Poi adesso ci sono degli applicativi molto più semplici, più facili, ci saranno sicuramente, come c'è già un'app per comprare i biglietti dell'autobus, al momento della registrazione dell'app tu certifichi la tua residenza, e quindi automaticamente se tu li compri dal tuo... Ma anche se uno deve andare a comprarlo manualmente, io per esempio quando sono andato a Venezia, mi ricordo sono andato con una mia amica che era una residente appunto, e al momento dell'acquisto del biglietto le ha detto un residente e uno non residente, e abbiamo pagato due prezzi differenti. Sì, quindi due prezzi molto semplicemente. Molto semplice, effettivamente. Sì. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno, sono Maria. Prego, sì. Volevo, a proposito del cambio a piscina, capolinea provvisoria, non si potrebbe chiedere alla Trieste Trasporti di mettere una panca dentro in quella specie di baracchino, in modo che ci sia qualche persona anziana che aspetta che poi possa un momento a sedersi, perché lì proprio non c'è niente, insomma. Si può sedersi solo sull'angolo delle colonnine che reggono la baracca, insomma, diciamo così. Magari poi ancora col rischio che succeda qualcosa, sì. La questione del capolinea di Piazza Oberdan, dicono che c'è un cedimento del terreno, e io così nella mia banalità mi è venuto un dubbio che quel cedimento sia dovuto al torrente Chiave, perché è stato fatto fino al semaforo, dopo non è stato controllato avanti,
e quindi il lavoro sia grosso, si deve fare la volta del torrente chiave lì. Ecco, non so, chiederei se Cinore qua sa qualcosa. Ok, adesso ecco. vediamo quantomeno sì, che manchi una panca, lì l'abbiamo notato tutti già il giorno dell'inaugurazione, oggettivamente. Assolutamente, e aggiungerei anche che anche il Delfino Verde secondo me soffre un problema simile, perché d'estate con quel caldo là mancherebbe proprio una tettoia e una panchina probabilmente per chi attende l'imbarcazione per l'appunto imbarcarsi, andare a Grado, anzi a Grado no, a dire il vero, ma insomma nelle altre destinazioni come Sistiano, Barcola eccetera. Là credo sia però un problema anche di, come si dice, lì credo sia sedime portuale, quindi sì, è parte dell'autorità, è spazio demaniale, è in concessione al terminal passeggeri, ma io credo che il Comune potrebbe comunque interessarsi a cosa facendosi parte attiva e chiedendo per l'appunto che venga reso un po' più comodo semplicemente l'attesa, anche perché poi là si verificano ogni tanto colpi di calore durante l'estate, insomma il personale che viaggia nelle navi passeggeri ogni tanto è anche di età un po' più avanzata, ci sono abbastanza pensionati che magari vengono anche da paesi che non sono abituati a queste temperature e si soffrono i colpi di caldo e di conseguenza fornire delle zone ombra mi sembrerebbe il minimo, come mettere una panchina nella zona nella fermata attuale di Piazza Dalmazia del tram, che insomma... Ma si sa perché appunto non è stato ripristinato fino in Piazza Oberdan? Non si sa, abbiamo fatto un'interrogazione consigliare recentemente, proprio a firma del Partito Democratico, per chiedere qual è lo stato dell'arte, quali sarebbero i tempi, quali sono i costi e per l'appunto sarebbero gli interventi da fare per poter ripristinare, perché purtroppo non ci sono state dichiarazioni chiare in questo senso e ci piacerebbe sapere se si ritorna là, insomma, e quando soprattutto, anzi spero che il se non ci sia, insomma, ma semplicemente capire quando. Allora, questo per quanto riguarda il tram di Opicina, c'è da dire anche questo, si parla però, e ne discutevamo anche un attimo prima, per quanto riguarda il trasporto pubblico marittimo, no, c'è una telefonata in linea, casomai questo lo riprendo dopo. Buongiorno a chi è in linea. Sì, buongiorno Sergio qui. Buongiorno signor Sergio. Volevo dire al Presidente della circoscrizione che sono anni che cerco di far levare in piazzetta Casali quelle rotaie del tram che sono inutilizzabili e che sono pericolose. Anche l'altra volta ho telefonato al Presidente e blandamente mi ha detto sì, abbiamo fatto delle segnalazioni, però sono anni e anni che si cerca di tirare via quelle rotaie che non servono a niente e sono pericolose. Allora dico, mettetevi in buona bene e cercate di tirarle via, perché oltretutto quel tratto di strada fra le due rotaie è tutto dissestato, che sarebbe anche quello da asfaltare, e quella curva è pericolosa per i motorini. Ecco, cercate di metterle e non di fare promesse che dopo non vengono mantenute. Grazie e buongiorno. Grazie per la risegnalazione, buongiorno signor Sergio. Io le riconfermo il nostro interesse e riconfermo che quella curva è assolutamente pericolosa. Noi abbiamo chiesto di mettere a posto, coprire le rotaie inutilizzate e mettere in sicurezza di più quella curva, perché concordo assolutamente con lei, però purtroppo, come le ricordo, la circoscrizione è un organo consultivo, non ha alcun potere deliberativo. Sono tante le mozioni, le segnalazioni, le interrogazioni che non sempre trovano le risposte da parte del Comune, forse perché sono tante, forse perché il Comune sa che non può intervenire per vari motivi, ma solitamente anche in questi casi ci risponde, ma dovremmo chiedere a loro perché non ci rispondono su questa particolare sezione, particolare curva, ma noi, ripeto, anche era in copia, abbiamo girato, continuiamo a prendere e segnalare questa parte qua di strada che riteniamo anche noi sia pericolosa.
ma il Comune ha un piano delle opere, ha anche probabilmente dei budget e ad ora forse non rileva urgente questo intervento come invece rileva altri interventi. Allora facciamo così, anche in questo caso oggi anticipiamo un po' le pubblicità, andiamo adesso in pubblicità e poi stiamo insieme a Marco Rossetti Kosulic fino alle 10 quando rientriamo dalla pubblicità. Allora, siamo in compagnia del presidente della quarta circoscrizione Marco Rossetti Kosulic del Partito Democratico, c'è un'altra telefonata in linea. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Parlo io, sì. Sì. Volevo segnalare a lei, buongiorno a lei e il suo ospite, una situazione alquanto così che non si capisce bene. Io sono una residente di Via Virgilio, adesso è stata instaurato il doppio senso fino al numero 15, non so perché il segnale comincia da là, però il resto dei numeri è senso unico o senso alternato a doppio senso. È una situazione alquanto pericolosa perché alcune persone usano i pezzi di strada senza segnalazione chiara come doppio senso e altri come senso unico, per cui in corrispondenza delle curve veramente la situazione è un po' pericolosa. Inoltre alcuni strati di strada è stato instaurato il divieto di sosta giustamente perché il doppio senso implica una restrizione della carriabilità, cioè della percorrenza, e invece dal numero 15 al numero 17 le macchine sono posteggiate, però non si capisce se ha senso unico o senso alternato o senso al doppio senso, per cui veramente c'è il rischio perché non ci sono segnalazioni chiare in tal senso, se per cortesia segnalate questa situazione, di mettere dei segnali più chiari e da dove comincia il doppio senso, perché le persone usano il doppio senso anche dove non c'è. Oppure viceversa, uno usa il senso unico e però c'è il rischio che dietro le curve, visto che la strada è stretta con parecchie curve poco visibili, veramente si rischia di fare degli incidenti, per cui ritengo che la segnalazione andrebbe un attimino chiarita, ho messo da dove comincia il doppio senso e dove comincia e c'è invece continua a essere il senso unico. La ringrazio, buongiorno. Grazie signora, io credo che dipenda dai lavori in via Romagna, no? Adesso perché penso anch'io assolutamente, però grazie per la segnalazione, forse può essere che ci sia una segnaletica poco chiara e io ho preso nota, assolutamente proveremo a chiedere di verificare come sia posta la cartellonistica, poi la signora le consiglio che se continua a vedere anche forse non semplicemente delle infrazioni per qualcuno che non si è abituato a questa nuova provvisoria viabilità, anche di segnalare alla polizia locale in modo che faccia anche lei gli opportuni controlli. Ecco. Io sulla pagina sulla pagina del comune su X, che cos'è TikTok, adesso non so se si vede qua. Sì, Twitter penso il nuovo. Sì. Non so. Twitter, sì, giusto. Dice istituito doppio senso di marcia in via Virgilio tra via di Scorcola e via Artemidoro, quindi qui non precisano i numeri civici ma danno diciamo così il tratto di via Virgilio, ripeto, compreso tra via di Scorcola e via Artemidoro, che è interessato da questo doppio senso di marcia per via della chiusura di via Romagna, che come sapete, se non mi sbaglio anche là, procede a altri lavori, per esempio, che abbiamo segnalato. Io sono da 7 anni e mezzo in circoscrizione e mi ricordo che venne segnalato proprio il primo anno e durante la discussione in aula si ricordò che erano ulteriori anni da consiglieri che erano già là in mandati precedenti, anche loro ricordarono appunto che erano altri anni che si segnalavano. Purtroppo c'è un piano delle opere, c'è una scala di priorità, questo per rispondermi e ricollegarmi a via Casali anche, che purtroppo Piazzetta Casali, che purtroppo non riescono non si riesce a far tutto, insomma mi metto anche nei panni del comune. Speriamo invece però su via Casali che ci sia una risposta veloce, perché io concordo
quel tratto è molto pericoloso, soprattutto per chi lo percorre con dei motocicli. Ecco, io qua siamo in, questa è proprio via Virgilio, che è lunga, no, qua deve esserci qualcosa che non va, perché sembra un'arteria lunga, ah no, qua, è qua. Questa sarebbe la zona, insomma, probabilmente, poi dopo magari sono un attimo più attento. Comunque, ripeto, la parte in doppio senso di marcia è quel tratto di via Virgilio compreso, leggo nel comunicato, fra via di Scorcola e via Artemidoro. Ora dovrei trovare qua via Artemidoro, ma già mi viene mal di mare a spostare il mouse, figuriamoci dopo. Allora, però adesso così vedete come noi giornalisti poi riusciamo anche a cogliere qualunque. È una zona piena di verde, quella appunto di via Virgilio, via di Scorcola, eccetera, come piena di verde è la zona di Villa Necker. Si fa subito il collegamento. È il giardino di Villa Necker, che è un altro tema, che anche proprio parlando di temi che vengono ripresi negli anni, su cui la circoscrizione da tempo sta chiedendo al Comune di aggiornamenti sulla questione, sostanzialmente, perché il demanio, spieghiamo un secondino, il giardino di Villa Necker è in mano al demanio militare. Il demanio militare con la caserma di Villa Necker è il circolo di ufficiali. Il demanio stesso, con il comando generale, ha dato disponibilità a cedere buona parte del giardino di Villa Necker, in attuale stato di abbandono assoluto, al Comune. Ci sono state delle interlocuzioni, poi queste interlocuzioni sono fermate, penso, nel 2023, almeno da lì abbiamo la nostra ultima risposta, in cui appunto ci viene detto che sono state fermate interlocuzioni perché ad ora il Comune non ha le risorse economiche per poter prendere in carico quell'area verde, risistemarla, renderla fruibile alla cittadinanza e per l'appunto aprirlo alla cittadinanza. Questo ovviamente ci dispiace molto, le aree verdi in città sono un bene preziosissimo, sempre più apprezzato. Il Covid ancora di più ci ha ricordato quanto sia importante avere degli spazi aperti di qualità anche nelle zone urbane. E noi speriamo che il Comune si attivi, comunque non abbandoni questa speranza e questo obiettivo di aprire il parco alla cittadinanza. Secondo me si dovrebbe cercare anche nei fondi, nei bandi europei di rigenerazione urbana, dove per l'appunto si possono reperire i fondi necessari. C'è anche la pratica del partenariato pubblico e privato, su cui tante città fanno affidamento per la cura del verde pubblico, una tra queste per esempio Milano, in cui un privato, un'azienda, in cambio di una targhetta, ma semplicemente come forma di donazione e sponsorizzazione, si impegna a prendere cura di una parte di verde di un parco, e questo secondo me tra l'altro è anche un bellissimo ritorno d'immagine per l'azienda, ma per l'appunto permette al Comune di sopperire ai costi della cura del verde pubblico, che purtroppo sappiamo i bilanci dei comuni non sono ricchissimi, non è facile sopperire tutte le spese, ma il verde pubblico purtroppo soffre spesso ed è una delle vittime sacrificali del bilancio, e purtroppo anche noi a Trieste non credo che possiamo essere fieri sulla qualità del nostro verde pubblico cittadino. Ecco, tra l'altro ho cercato, perché mi ricordavo della cosa, noi ci eravamo occupati del passaggio appunto del parco di Villa Necker al Comune, e il servizio, mi ricordavo, data 2021, quando si incominciava a ragionare, e la parte che sarebbe passata al Comune era quella che insisteva
su via, mi pare che quella sia via Belpoggio, no? Quindi... tra via Belpoggio, il perimetro praticamente, tra viale Terza Armata, via Belpoggio e salita Promontorio. E salita Promontorio, sì, esattamente, quella parte quello dovrebbe essere il perimetro. Noi adesso... C'è un cancello anche d'ingresso, fra l'altro. Sì, c'erano poi anche una giornata del FAI dedicata di recente, 2 weekend fa, dove tra i parchi e gli edifici, i palazzi, insomma, con giardini della città, c'era anche il giardino di Villa Necker. Noi come quarta circoscrizione, Commissione Verde Pubblico, abbiamo chiesto di fare un sopralluogo per andare a vedere, secondo lo stato dell'arte, quali sarebbero gli spazi e anche le dimensioni, perché poi da fuori è diverso che vederlo da dentro, e capire un secondino di cosa si parli, e speriamo di riuscire anche noi a aiutare il Comune a convincersi a liberare questo spazio verde e aprirlo alla cittadinanza, che credo sarebbe veramente un regalo bellissimo. È uno spazio verde comunque enorme, se lo si guarda anche da Google Maps, per esempio, dai satelliti, veramente si vede l'importanza del verde che c'è lì, e sarebbe veramente stupendo poterlo aprire alla cittadinanza. Anche perché in quella zona il primo altro giardino, o comunque è appena in piazza Carlo Alberto, credo. Sì, no? c'è in piazza Carlo Alberto, dove ci sono stati fatti dei lavori, però è un giardino un po' diverso, forse un po' meno verde, ci sono degli spazi, uno spazio per giochi, poi c'è il parco di Sant'Andrea, che però ha un'alberatura in discesa diversa, adesso uno spiazio, poi c'è piazza Rosmini e Giardino San Michele, che anche là attendiamo fiduciosi le sorti sulla concessione anche degli spazi, dopo che adesso l'associazione che prima lo gestiva ha perso il bando. C'è un'altra telefonata, buongiorno. 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 Paolo. Scorcola. La via Ovidio e la via Romagna, in corrispondenza dell'inizio e la fine delle elezioni al Castelletto, bellissima istituzione, è intasata completamente, perché i genitori, spesso muniti di macchine anche belle potenti, intasano queste strade. Allora io mi chiedevo, il tram di Officina, che sembra fatto apposta per servire il Castelletto, come mai non è possibile fare un accordo tra il comune, tra la gestione del tram e la scuola, in modo tale che... Vabbè, qui è caduta la linea. Penso di aver capito insomma, il senso della domanda. È una suggestione anche interessante, se devo dirla, se posso dire la mia, ma purtroppo ci sono anche delle complicazioni a livello di responsabilità. Se si immaginasse di impostare il tram come uno scuola tram, tra virgolette, e invece di scuola bus, ci sono un po' delle complicazioni, perché adesso noi le abbiamo vissute con la questione della scuola Sauro Spaccini Dante, che si è trasferita in Largo Pestalozzi, hanno creato questo Saurobus, come lo chiamano, in maniera molto divertente, e ci sono delle difficoltà, perché ci deve essere un responsabile dell'autobus, una conta dei bambini all'inizio e alla fine, quindi deve essere in primis l'istituto che si faccia avanti e che deve fornire anche lui del personale che coadiuva il comune, che magari può fornire l'autista, ma non il personale che gestisca i bambini all'interno dell'autobus. Poi purtroppo ogni scuola e ogni zona che c'è la scuola soffre di questo disagio in quella mezz'oretta la mattina. Il trasporto pubblico potrebbe aiutare, ma dipende anche molto dalla fascia d'età dei ragazzi, perché se sono molto piccoli non possono essere non accompagnati ovviamente, e se invece è previsto un accompagnamento e non si vuole accompagnarli dai genitori, perché per l'appunto si cerca di usare un trasporto pubblico, deve essere predisposto del personale ad hoc dalla scuola e dal comune per affrontare questo problema e questa responsabilità. Quindi suggestione interessante, non di facilissima applicazione, ma se l'istituto si volesse fare parte attiva sicuramente potrebbe provare a parlarne e verificare col comune. Poi va anche verificata la disponibilità dei carri del tram e tutto quanto,
è un'altra questione, perché di autobus ne trovano quanti se ne vogliono, di vagoni del tram e di corse non sempre così tante, ecco, probabilmente. La zona, chiedo scusa, dovrebbe essere questa, nel senso qui inizia via Ovidio, c'è la confluenza con via Romagna e, se non vado errato, per accedere al Castelletto ci si muove da qua, se non mi sbaglio, ed oggettivamente sì. Anche al Campo Colonia, la mattina dove c'è l'asilo è assolutamente assediato. Io in via Madonna del Mare, quando c'era la scuola Sauro Spaccini, là è assediato, attualmente è assediato Largo Pestalozzi. Mi ricordo io quando andavo alla Campi Elisi qua comunque che c'erano macchine parcheggiate una sopra l'altra, eccetera, eccetera. Purtroppo fa parte della, tra virgolette, giungla urbana e questa mezz'ora soffrono i residenti. Io ce l'avevo sotto casa perché vivevo in via Felice Veneziana, proprio adiacente alla scuola Nazario Sauro, Pestalozzi, Sauro Spaccini. È così, purtroppo è così. Pensi che io mi arrabbiavo se i miei venivano a prendermi all'uscita da scuola? Ma sempre anch'io, è un altro discorso. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno, sono io? Prego, buongiorno. Sono di nuovo io. A proposito del parco di Villanecca, sì. Nei miei ricordi, forse fa parte di quel parco, c'era lì il cosiddetto villaggio sereno, che era gestito da un grande sacerdote, Don Giacomo, che dopo è diventato il primo rettore del settore di Montegrisa. La parte del parco che si discute adesso, questo voi sapete, mi ricordo lì che si andava, che era Belgarda, che era del Calene, roba quando io ero già adolescente, mi sono 86 anni, quindi questo mi ricordo questo qua. Una mia curiosità più che altro, ecco. Io questo non mi ricordo, francamente. Devo essere sincero, nemmeno io. Però ho sentito nominare, non mi ricordo in quale circostanza di recente proprio questo. Che era retto dalla parrocchia di Sant'Antonio Vecchio, diciamo, Beata Vergine in Soccorso. Sì, può essere, sì. Però io non ricordo, per dire la verità. Penso negli anni 60, ecco, penso. Guarda, mio padre faceva il militare anche in quella caserma e lui penso che l'abbia fatto tra gli anni 68 e gli anni 70, quindi inizio anni 70, quindi credo che lì fosse già funzionante come caserma, ma però prima, devo essere sincero, non saprei. Verifichiamo. Era cosa del governo militare alleato, forse. Può essere. Allora, non so quando è stato fatto il tempio di Montegrisa, che questo Don Giacomo è andato a fare i rettori lì, da quel momento in là è caduto, quindi non mi ricordo, si sono trasferiti. Sì, primi anni 60 era il tempio. Interessante. Ok, grazie anche di queste informazioni. Io intanto volevo vedere se riuscivo a far vedere proprio l'area verde, nel senso che verrebbe a crearsi, che insomma, fondamentalmente dovrebbe essere questa. Ebbene, tutta questa, insomma, questa qua. L'area verde è questa che vedete bianca, ecco, adesso insomma. Se premi in basso a sinistra puoi cambiare il satellite. Ah, sì, così? No, di qua, torna di là. Ho capito, ma questa è roba da stabile. Sì. Infatti siamo arrivati in via Franca, ecco, lasciamo stare, è meglio che io mi ritiri in buon ordine da queste cose. Tra l'altro adesso ci avviciniamo anche alla stagione croceristica, quindi per quanto riguarda luoghi con termini, ma rive, eccetera, anche là parlando di parcheggi, eccetera, hic sunt leones, come si dice. Anche là sì, ci saranno l'ennesime problemi, insomma, che purtroppo insistono sul centro cittadino. Io ho sempre auspicato, penso che lo dico sempre quando vengo qua, che vengano realizzati con urgenza dei parcheggi nelle aree confinanti del centro città, che ai tempi erano anche state individuate dal piano di mobilità sostenibile come
Campo Marzio, in particolare l'ex mercato ortofrutticolo, e poi secondo me dovrebbe essere in zona stazione o anche un po' prima rimessa a posto tutta quella parte del Silus eccetera eccetera, perché questo è il senso di parcheggi per turisti sostanzialmente. Il turista dovrebbe parcheggiare, o anche chi si viene dalla città da fuori, ai confini della città, anche perché poi abbiamo la fortuna di avere una città che è assolutamente percorribile a piedi. Una persona che parcheggia in Campo Marzio arriva in Piazza Unità in 10 minuti, insomma, oltre ad avere un trasporto pubblico assolutamente efficiente e favorevole. Se continuiamo invece a predisporre dei parcheggi sulle rive, i turisti durante i giorni normali parcheggiano sulle rive, ma quando ci sono le crociere, per esempio, non ci sono più questi parcheggi e di conseguenza non ci sono aree di sfogo per loro, e questi qua, il centro città, scusatemi, è invaso da veicoli. Problema che non continuiamo a non dare risposta. Non credo che l'Ovovia risponderà, se mi collego subito a questo, risolverà questo problema, perché non mi vedo il turista lasciare la macchina a Opicina o a Campo Romano per scendere in città. Purtroppo l'alternativa era stata individuata sull'ex mercato ortofrutticolo e sulla zona della stazione, ma tutto tace in questo senso. E anche su questo noi come circoscrizione abbiamo chiesto lumi, ma ad ora non abbiamo ricevuto risposta. Noi crediamo che sia quella la via, in quanto i turisti, la città turistica triestina ha un turismo anche di confine, perché ci sono tanti turisti austriaci, sloveni, e questi verranno sempre in macchina, quindi non si può pensare di sopperire solamente con il trasporto pubblico l'arrivo dei turisti, ma deve essere assolutamente impostato un sistema di parcheggi confinanti sulla città e poi un sistema di trasporto pubblico, zone pedonali e ciclabili per invece attraversare il centro per chi viene da fuori. Ok. Finivo, prego. No, perché c'è un'altra telefonata. Prego. Buongiorno. Pronto? Ancora un tentativo. Pronto? Pronto? Prego. Se puoi parlare con Tele4 o no? Sì. Prego. Boh, vabbè. Pronto? Sì. Mettete? Sì. Pronto? Niente, chiudiamo perché sembra una roba da Ionesco. Sì, concludendo, insomma, e questo va inserito per l'appunto anche nel discorso delle crociere, che sappiamo che toglie tutti i parcheggi attuali del centro città, è un turismo che comunque porta a più di 500.000 di passeggeri all'anno a Trieste, un turismo che secondo me dovrebbe essere sviluppato un po' meglio, perché è tutto molto organizzato dalle stesse compagnie, il turista non è molto libero, quindi bisognerebbe cercare anche il comune di convogliare questi flussi turistici dove lui desidera, ma è una pratica complicata, ma che bisognerebbe cercare di fare. Vedevo, scusate, un'altra telefonata. No, tranquillo. E niente, quindi insomma l'ultima grande speranza di fuori di questo e le grandi preoccupazioni sono le navi invece e l'apporto all'inquinamento che danno all'area cittadina. Sappiamo e vediamo insomma il consumo che hanno questi enormi palazzi sul mare, sull'acqua. C'è questo progetto che è incominciato con i fondi di PNRR di cold ironing, cioè praticamente delle spine letteralmente sulla quali le navi si potrebbero attaccare una volta che vengono attraccate, in cui quindi spegnerebbero i motori e si attaccherebbero alla corrente comunale. Noi speriamo che trovino attuazione il prima possibile, perché questo abbatterebbe assolutamente il livello di inquinamento che queste navi ovviamente portano in città sul centro cittadino, che è comunque importante, nonostante i nuovi filtri, i nuovi carburanti che utilizzano, rimangono comunque dei consumi importantissimi. Allora, c'è un'altra telefonata, vediamo se abbiamo recuperato la telefonata di prima. Buongiorno. Pronto? Prego. Se puoi parlare o no? Sì, prego. Sì, voglio parlare del Biraneca. Parlare? Del Biraneca. Ah, sì, prego. Sì, che una volta si chiamava il Villaggio Sarena.
Il padre era Don Dino, erano i ragazzi che andavano lì agli anni 50. Anni 50, vero? Ok, quindi sì. Ecco. Era Ci ha risolto inglese e metà per i bambini del Lione. Ho capito. Andavano tutti quanti. Ma c'era una struttura? Lì, all'estate si faceva il cinema e tutto quanto. C'era quindi negli anni 50. Per le bambine e 3 giorni per i bambini. Quindi negli anni 50, effettivamente sì. Anni 50 fino a che è nato. Perché andavo io, finché il padre si chiamava Don Dino. Che poi è andato a... e dopo è andato a Montegrisa. A Montegrisa, ok. Grazie allora della precisazione anche per quanto riguarda gli anni. Erano per i ragazzi, gli ingredienti li avevano dati ai ragazzi, al padre metà Villanecker. Interessante. Speriamo che avvenga un passaggio contrario, come Villanecker è passata dai ragazzi ai militari, adesso la caserma Rossetti passi invece... Si giocava al pattinaggio, pallacanestro, altra roba. Ok, grazie per la precisazione. Passato di lì è tutto rotto, tutto gli alberi. Sì, adesso sì. Sì, speriamo di poterlo rimettere a posto presto. Grazie per la segnalazione. Grazie per la segnalazione. Solo un accenno a Rossetti Cosulic, è previsto, è prevedibile uno sviluppo urbanistico nella zona di Campomarzio. Esatto, la piscina terapeutica nuovamente là, museo ferroviario. Sì, i piani ci sono, i fondi rimangono forse il problema, ma assolutamente questi sono 2 progetti in essere per il Comune. Hanno concluso, inaugurato da poco la sede di Esatto SPA, che è praticamente adiacente a quello che dovrebbe diventare il museo ferroviario, uno dei musei ferroviari più importanti, perché c'è una collezione davvero importante, uno dei più importanti d'Italia, ma anche forse d'Europa. E la piscina terapeutica, che è stato veramente invece un brutto colpo per la cittadinanza e per la sua utenza. Speriamo che venga ripristinata una struttura del genere in tempi brevissimi e forse, anzi sicuramente quella è l'urgenza, e mi permetto di allungare ancora un pochettino l'area di interesse, perché c'è tutta quell'area della Lanterna che io ogni volta che ci passo, devo essere sincero, mi viene male al cuore, perché potrebbe essere un fiore all'occhiello della città, uno sbocco sul mare così, e purtroppo invece l'unica proposta sono forse anche dei fantasiosi rendering su possibili acquari, parchi del mare, adesso nautaversi, che sono un po' 15 anni che ci vengono presentati con proposte quindi molto fumose e poco concrete. Invece io credo che un vero ripensamento urbanistico anche di tutta quell'ultima lingua di terra della Lanterna sarebbe veramente un ulteriore regalo bellissimo alla città e darebbe un fiore all'occhiello ulteriore di cui esserne fieri. Grazie a Marco Rossetti Cosulic, Presidente della 4ª circoscrizione, per essere stato con noi, buon lavoro. Vi ricordo l'appuntamento di Ring questa sera alle 21:10, nella prima parte si parlerà di quello che ormai passa alla storia della cronaca triestina come l'assassinio di Via delle Beccherie. E poi ci saranno Giorgio Sclip della lista Russo.Franco, Roberto Cason di Idea Giuliana, Laura Famulari del PD e Ignazio Vania di Fratelli d'Italia per il dibattito politico. Alle 17:55 c'è l'appuntamento con Trieste in diretta, alle 13 l'anteprima del TG delle 13:20 e alle 19:30 il telegiornale della sera. Ho detto tutto, ci vediamo più avanti, buona giornata, grazie ancora a Cosulic. Grazie mille, grazie a tutti quanti, buongiorno.